I'm gonna send a flood, gonna drown them out. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me. In allegria con questo bellissimo venerdì 2 maggio, bello, caldo, sole splendente, ma soprattutto a questi sindaci veramente che ce la stanno mettendo tutta per farvi divertire, per farvi uscire, per staccare la spina. Non siate pigri, supportateli con le vostre presenze perché sono fondamentali. Saluto veramente tanto Francesco Corso, sindaco di Baone Padova. Grazie sindaco di essere qui assieme a Stefano Zambon, presidente associazione Bisi e Risi, Orisi e Bisi, Bisi e Bisi, che avete visto. Avete visto che bello, che allegria, ci si può divertire anche con poco, anche con niente, anche solo guardando a volte. Poi c'è sempre qualcuno che ti offre qualcosa, non abbiate paura di dire non ho soldi, non ho voglia di uscire, uscite. Saluto anche il presidente, veramente un altro grazie a Luigino Bagno, presidente Proloco Baone Padova. Buongiorno anche a lei presidente, finalmente ci siamo collegati, così ci siamo tutti e tre. Allora io partirei proprio dal sindaco Corso. Allora sindaco, tanta allegria, voglia di staccare la spina a queste persone che l'hanno votata, che credono nei sindaci, sono l'unico riferimento che hanno, e questa bellissima festa delle nostre tradizioni. Prego sindaco. Beh, intanto grazie di questo collegamento che ci permette di promuovere una festa che ormai è una festa storica, nel senso che sono tantissimi anni che viene riproposta, e noi siamo davvero grati all'associazione Bisi e Bisi e alla Proloco di Baone, perché come ogni anno fanno di tutto perché questa festa abbia il massimo successo, e devo dire che questo ogni anno è un successo che va ad ampliarsi rispetto agli anni precedenti, perché c'è una grande partecipazione di gente, di persone che vengono nella nostra meravigliosa piazza, perché abbiamo una piazza che ci invidiano tutti, nel senso che è l'unica piazza di Colliugani alberata, e in questa piazza all'aperto si svolgerà, ecco, questa manifestazione che, come dicevo, è ormai una manifestazione storica, nel senso che ogni anno viene riproposta a maggio. Il prodotto è un prodotto tipico dei nostri luoghi, e è una festa che è importante non soltanto per la comunità di Baone, ma per tutti i comuni anche qui del circondario, perché, come dicevo prima, è una festa che viene frequentata da migliaia e migliaia di persone. Quindi noi siamo orgogliosi di avere questa diciamo così, manifestazione che si ripete di anno in anno. L'abbiamo promossa anche in Regione Veneto col presidente della Proloco, siamo andati anche in Regione Veneto, perché ormai questo prodotto dei Bisi è un prodotto che sta veramente, ecco, nel nostro luogo, sta bene, nel senso che è tipico dei nostri luoghi e promuove, ecco, i prodotti dei nostri luoghi. E quindi questa è una finalità che viene ripercorsa e riproposta ogni anno, e siamo felici, insomma, che questo avvenga anche quest'anno. Devo anche dire e ringraziare l'associazione Bisi e Bisi e la Proloco, perché questa festa è il risultato anche di un impegno della comunità di Baone, che si ritrovano a sgranare bisi, a fare tantissime operazioni, tantissimo volontariato perché questa festa abbia successo. Quindi un grazie di cuore all'associazione
Bisi e Bisi, a Proloco, ma anche tanti cittadini che sono disponibili, che fanno volontariato perché questa festa abbia successo. E qua volevo arrivare anche con Stefano Zambon, presidente associazione Risi e Bisi, tanti Bisi, Piselli, perché qualcuno magari che si collega anche da lontano, perché ci guardano dappertutto, questa sveglia Veneti non solo in Europa ma nel mondo, tanto è vero che sapete che mi collego anche con l'Africa e non solo. Allora Zambon, come intrigare i cittadini per farsi aiutare? Soprattutto ogni volta si parla dei giovani, i giovani che non partecipano, fanno fatica, non abbiamo volontari. Voi cosa dite? Prego Zambon. Sì, buongiorno, intanto grazie del collegamento e porto i saluti dell'intera associazione dei produttori di bici di Baone. Come facciamo? Ma cerchiamo di prenderli per la gola intanto facendo Bello, bravi. Poi il nostro obiettivo a livello di associazione ovviamente è quello di accaparrare nuovi giovani per la produzione. Non è facile, per cui noi puntiamo ovviamente a una produzione fatta veramente manualmente, dalla semina alla raccolta. Richiede un sacrificio un po' particolare, ma le soddisfazioni sono tantissime, per cui è quello che noi cerchiamo di far capire e dare questa opportunità ai giovani nuovi. Noi siamo partiti, vorrei quasi dire per scherzo, più di 25 anni fa, con questo obiettivo di recuperare una tradizione fortissima nei nostri coniugani, la produzione dei bisi. Il nostro punto di forza è la precocità e credo che i piselli, i bisi come li chiamiamo noi, sono proprio il simbolo dell'ortaggio primizia, perché noi già dal 25 aprile più o meno abbiamo già i piselli raccolti, stiamo già raccogliendo. In questi anni abbiamo avuto veramente un grande aiuto da parte del Parco regionale dei Colli nei primi anni, che ci ha permesso di portare a termine dei campi dimostrativi per individuare le varietà che più erano attinenti e potessero dare soddisfazioni sia per quanto riguarda appunto la primizia ma anche la bontà. Questo progetto ci ha fatto veramente decollare la festa, siamo diventati famosi, abbiamo incominciato a far conoscere Baone, che era sconosciuto per molti. Adesso andiamo da Luigino Bagno, presidente Proloco Baone, provincia di Padova. Allora Presidente, è tutto bello, ma quanto lavoro, quanta fatica e quanta burocrazia, Presidente, me lo lasci dire, lo dico tutte le mattine, spero che qualcheduno si accorga che la festa, la sagra non è un concerto. Hanno messo dei paletti incredibili, io dico veramente a questi presidenti delle Proloco che stanno facendo miracoli veramente con una responsabilità enorme. Prego Presidente. Va bene, grazie. Quindi allora Rete Veneta, Sveglia Veneti, ha proprio detto una cosa giusta. Io vado a letto col piano di sicurezza in mente della festa dei bisi. Guardi, comunque al di là della burocrazia, delle difficoltà che noi comunque con i nostri collaboratori la affrontiamo, perché dobbiamo per forza della legge, quindi non ci scappiamo. Comunque è bellissima questa festa con questa poca cosa, col recupero di una cultura tradizionale del luogo. Grazie all'associazione Bisi e Bisi siamo riusciti a fare una festa che diciamo è andata oltre i nostri confini, del nostro comune. Questo ci ha permesso di far conoscere il nostro territorio, di far crescere diciamo, la visibilità delle nostre strutture, della nostra accoglienza, il nostro territorio, i percorsi col trekking con i ragazzi che portano i turisti a piedi o in bike o in bici nell'escursione dei Colli Euganei, perché non dimentichiamoci che noi siamo all'interno del Parco Colli, che anche ultimamente il Parco Colli è diventato riserva della biosfera secondo il programma MAB e UNESCO, quindi uomo e biosfera. Noi dobbiamo ringraziare, come lei ha accennato, ai nostri collaboratori, a tutti i nostri volontari. I volontari sono persone che non marcano il cartellino, non saranno mai ben pagati per quello che fanno,
loro ci mettono, diciamo, tutta la volontà, la passione e la voglia di stare assieme. Soprattutto anche nel nostro comune, è un piccolo comune, più di 3.000 abitanti, però ci sono 4 campanili. Quando ci sono i campanili ci sono certe difficoltà che si fanno fatica a superare, però con questa festa uniti riusciamo, diciamo, a fare queste grandi cose. Molto chiaro. Andiamo da Rinaldo Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Io sono sta a Baone e vi lo consiglio a tutti perché è un bel paese, poi c'è i coi è una meraviglia, i coi ugani è una meraviglia perché ti mangi bene, ti va al Bigoaro, ti va da Giovanni, ti mangi benissimo e la gente è cordiale e poi a Baone con i visi non corre che ti va da nessuna parte perché mi da tanto da mangiare che metà basta e con pochi steli e la gente è cordiale, va bene. Se sta bene, io consiglio a tutti, a me che perdere una meraviglia, perché queste sono le robe da fare, andare sul nostro territorio, che queste feste qua, le fa dappertutto, e bisogna andare, sono partita quella di Musci, a cosa, ma è bellissime, e le feste popolari, delle gente che ti conosci, che paesani che si incontra, poi quelli che gli danno mano, va bene. E se chi sarà un da fare da matti, il pecore merita andare su queste feste, e le feste del Veneto non ha mai niente, e sei tranquille, perché è gente che va, è brava gente, e se c'è qualche sbarazzino, e si elimina da solo. Andare qua è famiglia, con i fiori che stai bene. Bravi e viva quello che passa. Facere aiutare dal governo queste feste che è qua non si va da perdere. Questa è la nostra tradizione e le nostre radici. Tieni duro. Ciao. Grazie al nostro Rinaldo da Venezia, sempre puntuale, che supporta anche la Mirella su quello che dice, che non fa mai male, perché veramente bisogna capire anche il momento un po' faticoso che stiamo vivendo per tante famiglie. Come ripeto, sapete che io ho questo banco solidale, guardate anche mercoledì, è una disperazione. Ecco, voi sapete da quanti anni io dico che devono alzare gli stipendi veramente delle persone, non è possibile che abbiamo gli stipendi più bassi di tutta l'Europa e soprattutto il Veneto con gli stipendi più bassi, pensate voi, ma soprattutto anche le pensioni. Guardate questi diversamente giovani che mi arrivano al banco, che non hanno più voglia di niente, con una depressione incredibile. Ecco, forse una cosa che dovremmo fare tutti assieme, lo dico sia al Presidente delle Proloco ma anche alle associazioni, è quello di unirci per capire come fare, andare a aiutare anche quelle persone che non escono, che non conosciamo, le possiamo andarle a prendere. Abbiamo associazioni che hanno pulmini, abbiamo di tutto e di più, basta metterci assieme e capire chi fa cosa, e se tutti facciamo tutto non andremo da nessuna parte. Soprattutto aiutare quelle persone fragili che da soli non ce la fanno, questa privacy che ci impedisce, certi servizi sociali dicono che possono dare il nome, altri dicono di no. Guardate che è un caos numero uno, veramente è una cosa che qua dovremmo riflettere tutti. Cosa ne dice? Vorrei proprio sentire il Presidente delle Proloco e dopo anche il Sindaco su questo tema così delicato. Presidente, forse dobbiamo unirci di più, siamo troppo divisi, non ci conosciamo tra di noi, tutti facciamo tutto ma poi alla fine non ci siamo. Prego Presidente. Diciamo anche come Associazione Proloco nell'ambito sociale noi aiutiamo, diciamo, in queste situazioni al di là di quello che fanno le istituzioni. Anche un'altra cosa, proprio quest'anno nella festa dei Bisi di Baone, visto che l'amministrazione americana ha tagliato un po' i fondi a queste onlus, a queste associazioni che si interessano del sociale, noi abbiamo fatto una convenzione, diamo a ogni partecipante, per ogni partecipante diamo circa €1 per i medici del QAM di Padova, che stanno facendo delle iniziative diciamo in Africa, nella Repubblica Centrafricana,
E siamo sempre rivolti al sociale, diciamo, ma soprattutto non solo anche per i bisognosi, ma anche per il mondo dei giovani, per il mondo della scuola, perché comunque sono anche il nostro futuro e noi dobbiamo trasmettere anche queste iniziative diciamo di volontariato anche ai nostri giovani, perché possono anche sostituirsi un domani e affrontare comunque le esigenze della nostra società. Sindaco, la burocrazia che impedisce anche a voi di fare quel passo in più anche per aiutare soprattutto questi sindaci che hanno la coperta cortissima e riescono a fare veramente dei miracoli. Prego, Sindaco. Allora, questo è un argomento veramente importante, perché in effetti noi abbiamo un bellissimo territorio, abbiamo una popolazione però che è sempre più anziana, e quindi il disagio sia economico sia sociale lo tocchiamo con mano ogni giorno, perché in effetti quando una persona ha bisogno il primo campanello che suona è quello del comune, e quindi il comune, lo dico con molta convinzione, questo di anno in anno sente che questo disagio sia economico che sociale sta aumentando, e quindi mentre invece ci sono continui tagli da parte dello Stato, da parte della Regione nei confronti dei comuni, perché in effetti anche questa nuova gestione dell'ATS, che lei sa insomma che adesso l'USL il sociale lo darà in gestione ai comuni, e quindi i comuni dovranno comunque trovare, lei dice la coperta corta, trovare comunque le risorse per dare delle risposte a queste situazioni. Giustamente il Presidente della Proloco accennava anche ai giovani. Noi abbiamo investito tantissimo, continuiamo a investire moltissimo nelle scuole. So che la Proloco assieme al Comune ha finanziato la scuola senza zaino, che è stato un successo, e devo anche dire con orgoglio che questi investimenti che abbiamo fatto come amministrazione comunale ma anche come associazioni stanno dando il suo frutto. Perché il loro frutto? Perché quest'anno abbiamo ben 33 iscritti alla prima media di Baone, e quindi si sta parlando di fare addirittura 2 classi per la prima media di Baone, che è un successo, perché tutte le altre realtà comunali stanno vivendo una crisi pazzesca da un punto di vista, diciamo così, delle iscrizioni alla scuola. Perché i nati sono sempre meno, perché la popolazione, come dicevo prima, è sempre più anziana, quindi c'è una crisi che noi per fortuna in questo momento qui, grazie agli investimenti e alla lungimiranza anche di questi investimenti, siamo riusciti a contenere, insomma, e quindi abbiamo anche registrato un successo dell'investimento sull'innovazione scolastica che sta dando i suoi frutti. Allora andiamo a vedere anche questo video, devo correre Sindaco, se no non ce la faccio, sono video molto belli. Perle verdi, andiamo a vedere la prima parte. Essere bisicoltore vuol dire innanzitutto avere una grande passione per gli ortaggi, e vorrei dire per il principe degli ortaggi. I piselli sono considerati la primizia degli ortaggi, e pertanto vuol dire dare dedizione a un prodotto che arriva presto e fresco al mercato. I bisi di Baone sono unici perché sono di piccole dimensioni, hanno una caratteristica di dolcezza dovuta al fatto che sono a seme rugoso. Sono Stefano Zambon, sono di Baone, sono nato qui a Baone e ne sono particolarmente fiero, e sono immerso in tutto il mio essere in questo posto, in questo luogo. Credo sia unico al mondo. Sono felice di questo mestiere, che ormai lo faccio e lo facciamo assieme agli amici da anni. Siamo partiti 25 anni fa, siamo passati ormai 25 anni da quando è nata l'idea con gli amici della Proloco di Baone
di poter recuperare una cultura che era importantissima per le aziende agricole di quel tempo, cioè la produzione dei piselli freschi da consumo. Abbiamo pensato, è partita una festa, qualche anno dopo è nata la necessità di costituire un'associazione di produttori, l'abbiamo fatta, attualmente è composta da una quindicina di aziende agricole di piccole e medie dimensioni. È partita con un progetto molto importante, fatto grazie alla collaborazione con l'ente parco regionale dei Colli Ugani, che ci ha finanziato un progetto per poter individuare quali potessero essere le varietà che avrebbero dato più successo per quanto riguarda la produzione, tenendo ben presente le caratteristiche pedoclimatiche tipiche della zona. Siamo a sud dei Colli Ugani e pertanto abbiamo fatto dei campi dimostrativi per poter appunto individuare le varietà che purtroppo, ahimè, erano sparite. Allora, Presidente Zambon, quello che abbiamo sentito, sono nato qui, sono orgoglioso, rappresentiamo queste piccole e medie aziende, ma quanta fatica fanno per stare in piedi? Io ne ho ospiti, spesso è veramente una passione, ormai più che essere remunerati. Cosa dice, Presidente? È un dato di fatto, purtroppo stiamo assistendo un po' a un fuggi-fuggi, perché per quel che se ne dica effettivamente già è difficile il lavoro dell'agricoltore, se poi ci si mettono le varie vicissitudini burocratiche anche nel nostro campo effettivamente purtroppo non andiamo da nessuna parte. La nostra forza è ricercare, come è il caso dei bisi, prodotti che siano tra virgolette unici e per cui differenziarci dalla grande distribuzione, altrimenti entri nel famoso mare grande e ci si annega. È questo quello che vogliamo trasmettere, ripeto, ai futuri nuovi giovani che volessero inoltrarsi su questa nostra attività. Senta, Presidente, però anche la grande distribuzione sta cercando di mettere all'interno, ecco, dei piccoli reparti, molto piccoli, dei prodotti di nicchia. Io starei con le antenne molto alte, Presidente, molto alte, perché mi puzza di bruciato. Cioè io ti faccio vedere che ho anche questo prodotto di nicchia, però ti porto, se non stai attento, a prendere quello meno di nicchia, perché lo esalto molto di più. Ecco, state attenti a quello che dice la Mirella. Forse anche qua la politica e anche i sindaci dovrebbero proteggere queste piccole aziende. Abbiamo i parlamentari veneti, sindaco, non so, poi lei ci dirà se è una lista civica, se appartiene perché vogliamo anche conoscere questi sindaci nuovi che io cerco di far conoscere, perché siete voi che tenete in piedi il paese. Guardate che siete voi, non è che ci sia qualcun altro. La provincia non sappiamo cosa sono, se ci sono o non ci sono. Le regioni sono sempre in campagna elettorale o quasi. Governo non ne parliamo, perciò siete voi. Cosa dice, Sindaco? Noi siamo una lista civica invece, lo ripeto, e io ho anche, diciamo così, l'occasione di vivere un'esperienza nuova, nel senso che sono anche nella giunta del Parco dei Colli Ugani, regionale del Parco dei Colli Ugani. C'è questa sfida appunto di portare a compimento il disegno di realizzare il MAB UNESCO con la governance che ci stiamo impegnando a realizzare. Io penso che abbiamo un territorio meraviglioso e quindi dobbiamo in qualche modo anche avere il coraggio di tirare la giacca a volte anche ai nostri rappresentanti istituzionali di qualsiasi parte politica, nel senso che tutti sono chiamati a dare una mano soprattutto ai piccoli comuni e alle nostre realtà. E io credo che la festa di Bisi sia stata anche un'ottima occasione, perché siamo stati anche col presidente della Proloco in regione per promuovere questo prodotto e per promuovere il nostro territorio. Quindi noi dobbiamo impegnarci come sindaci, come amministrazioni, a far sì che questa attenzione da parte della provincia, della regione, dello Stato, di chi ci governa, insomma,
sia un'attenzione vera nei confronti del nostro territorio, perché qui c'è il cuore, c'è l'anima, ci sono le persone che fanno volontariato, che, come diceva prima il Presidente Zambon, mettono le mani nella terra per far crescere questi piselli. Non è un prodotto, diciamo, che possiamo trovare al supermercato, anche se c'è questa possibilità un domani che ci sia questa opportunità. Però io credo che questa festa sia una grande festa che deve continuare, e chiediamo appunto alle istituzioni di avere un atteggiamento di riguardo anche da un punto di vista anche economico, perché in effetti poi queste attività si sorreggono anche economicamente, quindi Esatto. il comune, il parco e le associazioni hanno bisogno di questa attenzione da parte di chi ci governa, e questo è questo appello è rivolto a tutte le parti politiche. Noi non facciamo distinzione da questo punto di vista. Io ringrazio il parco, ringrazio la regione, ringrazio tutti quelli che si sono occupati di questa festa, e penso che dobbiamo continuare su questa strada, insomma, chiedere, ecco, che ci sia attenzione a questo territorio, che è un territorio bellissimo, ma ha bisogno, ecco, di una grande attenzione da parte di tutti. Sindaco, a me piace parlare, oltre della sua festa, anche con i sindaci in generale, perché tutti quanti avete grosso modo gli stessi problemi, a parte qualche rarissimo numero, 1 o 2 sindaci che ho trovato che per loro va tutto bene, non c'è problema. Non pensa, sindaco, che forse hanno creato troppi carrozzoni, troppa burocrazia, troppi carrozzoni che poi alla fine non so cosa producono, sono dei carrozzoni molti anche parassitari che paghiamo anche con delle cifre pazzesche. Guardate, questi non fanno volontariato, questi sono pagati fior di quattrini. Ecco, sindaco, non sarebbe anche il caso di vedere cosa togliere e cosa supportare, visto che penso che le idee chiare ormai le abbiano tramite voi, tramite i vostri assessorati, tramite le Proloco, perché qui abbiamo di tutto e di più. Lei ha parlato prima di ATS, ma se io penso ai sindaci che ho avuto, e sono tutti con le mani nei capelli perché ancora adesso non sanno come andrà a finire, non sanno di cosa si parla, capisce bene. E soprattutto mi piace adesso perché sa, sindaco, bisogna battere il ferro finché è caldo. Siccome tutti hanno bisogno di voti, adesso promuovono tutto, adesso non c'è problema, voi bussate, vi sarà aperto come non mai, perché adesso bisogna prendere voti, perciò via porte aperte. Però porte aperte, come dice lei, poi voglio sentire anche il Presidente delle Proloco, deve essere anche nel futuro. Noi abbiamo visto con questo RUNS quante persone se ne sono andate, che non sono riuscite, associazioni piccole, ad essere in grado di supportare questa burocrazia. Io lo dico tutte le mattine, lo dico al Presidente della Proloco, non possiamo girare col commercialista e pagare per fare i volontari. Ecco, è una cosa assolutamente indegna. Cosa dice, Presidente? Cara Mirella, sì, diciamo che da una parte abbiamo un aiuto dalla nostra rete, dalla rete Umpli Proloco d'Italia, che ci aiutano, diciamo, a capire un po', a viaggiare attraverso la burocrazia che dice. Ci aiutano, quindi la difficoltà proprio giustamente ultimamente col registro unico nazionale del terzo settore ci ha messo in difficoltà. L'abbiamo affrontata sempre con i nostri volontari, persone che secondo me sono in gamba, che hanno studiato, si sono messe lì anche perché per iscriverci dovevamo riuscire a entrare e a fare. E comunque grazie anche alla rete, come dicevo prima. Noi, se posso dire una cosa, le Proloco sono apolitiche, quindi non parliamo di politica, però sicuramente la difficoltà viene da questa famosa burocrazia, diciamo, che ci ferma, ci mette dei paletti, ci aumenta i costi, perché sono anche costi, ci aumenta i tempi che ci impegna a fare queste carte. È vero, se ci fosse uno snellimento in tutte queste procedure, meno soldi da pagare, anche ultimamente una cosa, se io faccio musica, ecco l'ultima, la dico qui, musica e cibo e ristorazione assieme,
devo pagare una tassa del 5% sull'incasso. Anche questa, oltre a pagare, diciamo, la SIAE, i diritti SIAE dei musicali. Ci sono tante cosette che frenano un po' queste attività, queste nostre attività, diciamo. Molto chiaro, andiamo in pubblicità. Ecco Stefania, appena raccolti, bellissimi, sono eccezionali, guarda, sono proprio pieni, teneri, dolci, questi in pochi minuti di cottura mangi una cosa che è eccezionale. Eccoli qua, Bisi di Baone. Grazie a te Stefania. I bisi di Baone non hanno nessun trattamento chimico, sono naturali al 100%. Noi piantiamo senape, grano saraceno e facelia per attirare i nostri insetti e abbiamo costruito apposite casette per avere biodiversità nel rispetto dell'ambiente e nel rispetto di chi viene a acquistare i nostri prodotti. Ho iniziato a coltivare i piselli a Baone per continuare la tradizione di famiglia che da sempre abbiamo coltivato i piselli a Baone, tanto è vero che quell'anno che mio padre è morto in marzo, il 1° maggio sono venuto a raccogliere i piselli che aveva coltivato lui e in quel momento mi sono riproposto, mi sono impegnato, ho detto adesso voglio continuare la tradizione familiare e da lì ho sempre coltivato praticamente, prima quando lavoravo meno, poi dopo che sono andato in pensione ne ho piantati di più, poi il tempo decide quanti ne fai. I bisi di Baone sono le nostre perle verdi dei Colli Euganei. Noi quest'anno abbiamo fatto anche l'iniziativa di dare una manciata di bisi ai bambini delle nostre scuole che li hanno seminati nei cortili della scuola e qualcuno, perché no, se li sono portati a casa e hanno seminato nel cortile di casa, quindi adesso abbiamo anche questi ragazzi, questi ragazzini delle elementari, delle medie, che sono una speranza che speriamo che avvengano su con l'amore della terra come per adesso abbiamo noi e cerchiamo di trasportarla a questa realtà giovane che sinceramente deve aiutarci a dare il cambio in questa bellissima tradizione di Baone. Presidente Zambon, ma prima di tutto devo dire, ma quanti belli siamo, ma quanto belli siamo, ma avete visto che territorio abbiamo e soprattutto l'importanza della biodiversità, perché qualcuno ancora non ha mica capito l'importanza della biodiversità a Zambon, soprattutto forse qualcuno ha capito qualcos'altro, il profumo del cemento invece il profumo della biodiversità. Quanto è importante la biodiversità a Zambon anche per certi prodotti? Prego. È molto importante, si collega a quanto dicevo prima, nel senso che noi ci dobbiamo differenziare dalla grande distribuzione e il metodo della biodiversità è un modo per differenziarsi, per fare quello che altri non fanno.
ma non solo per il fatto di fare cose diverse, ma come il caso dei Bisi, per ripristinare quello che i colli euganei hanno sempre dato, grazie alle sue caratteristiche pedoclimatiche che, ripetiamo, sono veramente uniche. Per cui è questo il nostro punto di forza, la biodiversità, quello che abbiamo sempre cercato di fare e che cercheremo di fare. Sindaco, una cosa importante che lei ha detto, e la ringrazio, Sindaco Corso, di far capire l'importanza delle piazze. Questa è l'unica piazza in Italia alberata, vi rendete conto? Di sicuro questo sindaco avrebbe potuto anche cambiare questa proprio caratteristica, invece ha capito l'importanza, tanto è vero che i sindaci, se sembrano bene, sono rieletti, hanno proprio il supporto dei loro cittadini. Quanto è importante è capire anche e soprattutto il rispetto del territorio, Sindaco? Importantissimo, importantissimo. Noi abbiamo tra l'altro un territorio che è interamente compreso nel Parco di Colli Euganei, è un territorio meraviglioso e abbiamo sempre lavorato per preservare questo territorio. Le dico soltanto un dato che sembra, diciamo così, scontato, ma noi abbiamo ancora tanti anni fa fatto una scelta di non prevedere nel nostro strumento urbanistico zone artigianali, zone industriali, e quindi abbiamo un territorio che è interamente destinato, diciamo così, all'agricoltura e anche alla residenza, nel senso che dobbiamo comunque avere la possibilità di recuperare dare la possibilità di recuperare tutti quegli edifici che adesso sono, diciamo così, dismessi o non sono più utilizzati. Ecco, quindi noi abbiamo sempre cercato intanto di consumare il meno possibile il nostro territorio, abbiamo sempre cercato di preservarlo e abbiamo sempre promosso attività di valorizzazione di questo territorio. Come diceva il Presidente prima Stefano Zambon, io penso che la dimostrazione che stanno dando anche con questa festa di Bisi, perché ricordiamo che stiamo parlando appunto della festa di Bisi, ecco, la dimostrazione è che questo territorio può attrarre migliaia di persone su un prodotto tipico di questo nostro territorio che è comunque unico. Lei diceva la piazza alberata, noi ci teniamo a questa piazza alberata e abbiamo, lo dicevo prima, siamo uno dei, forse l'unico comune del Parco dei Colli Euganei. Il Parco dei Colli Euganei è composto da 15 comuni, ecco, che ha una piazza alberata. Noi, Sindaco, diciamo sempre, dopo il Prato della Valle c'è la piazza di Baone. Sì, esatto, dopo il Prato della Valle c'è la piazza di Baone che assomiglia un po', ovviamente con dimensioni molto molto ridotte, al Prato della Valle di Padova. Comunque siamo orgogliosi di questo territorio e faremo di tutto per continuare a preservarlo. La gente finora mi pare che siano convinti di questa nostra politica, questa nostra, diciamo così, gestione del territorio e ho sentito apprezzamenti nei confronti di Baone da parte di tantissimi cittadini sia di Baone ma anche dei comuni limitrofi che hanno riconosciuto, insomma, che questo è un territorio particolarmente bello e molto, diciamo così, attrattivo anche da un punto di vista turistico. Abbiamo tantissime cantine, ecco, se mi permette una piccola divagazione, l'attività agricola di cui accennavo prima è soprattutto rappresentata da tantissime cantine di grande livello perché esportano parecchio vino anche in America, negli stati europei, quindi è davvero una eccellenza da un punto di vista agricolo questo nostro territorio. Allora, visto che abbiamo parlato anche di sicurezza, andiamo a Vicenza e guardiamo questo servizio commercianti, sicurezza, poi lo commentiamo. Adesso basta, vogliamo più sicurezza. Il volantino che lancia la grande manifestazione del 10 maggio a Vicenza è molto esplicito. È un urlo di rabbia, di esasperazione, di paura. In un collage di foto il volantino mostra l'ago di un tossicodipendente, una rissa tra stranieri, il bivacco di un senza tetto, una vetrina spaccata. Immagini che evocano episodi di cronaca, immagini che vanno dritte all'essenza di ciò che oggi i cittadini intendono quando denunciano il degrado in cui è sprofondata Vicenza e i suoi quartieri.
Vicenza ha bisogno di più sicurezza, più controllo e meno degrado. A organizzare la manifestazione è Bruno Celsan, cittadino che, seguito da tanti altri vicentini, oggi chiede alle istituzioni e alle autorità competenti di trovare soluzioni, di dare una risposta all'urlo di esasperazione che arriva dalla gente e dai quartieri. Chiederemo quello che c'è scritto nel volantino. Vogliamo più sicurezza, vogliamo meno degrado, più controlli, perché anche gli ultimi fatti che continuano a trovare siringhe, aghi nelle prossimità degli asili, delle scuole, il fatto che è successo tempo fa a San Lorenzo del bambino che si è punto alla mano, queste cose non devono più succedere. Oggi queste parole, questa denuncia, questi sentimenti portano dritti alla manifestazione fissata per il sabato pomeriggio del 10 maggio. Ci ritroveremo il 10 maggio alle ore 16 in piazza Esedra in Campomarzo, faremo una camminata pacifica. Okay. Attraverseremo Corso Palladio, andremo in Corso Palladio, dentro Contra Cavour taglieremo giù, transiteremo per Piazza dei Signori e arriveremo in Piazza delle Poste dove ci sarà un piccolo comizio. E vogliamo che si smuova l'opinione pubblica e anche le istituzioni, perché Vicenza sta andando sempre peggio nel degrado, nello spaccio e baby gang e quant'altro. Chiediamo il giro di vite a livello legislativo per dare a tutte le istituzioni la possibilità di porre fine a questa situazione. Sarà una manifestazione apolitica, questo i cittadini e i commercianti ci tengono a sottolinearlo, apolitica perché qui non è più una questione di bandiere o di ideologie, la sicurezza è diventata un'urgenza, un'emergenza, una priorità per tutti. Chiediamo che ci sia molto più controllo, chiediamo che ci sia molta più attenzione di tutti, anche degli altri cittadini che pensano che non sia così. Venite nei nostri quartieri, vi accompagniamo, venite a vedere cosa sta succedendo. Che lo Stato ci dia più forze dell'ordine, che ci sia più controllo, perché più controllo, meno degrado. La nostra libertà non deve finire dove iniziano quelle degli altri. Possiamo chiedere sì anche ai parlamentari un giro di vite e che trovino una giusta soluzione per una giusta convivenza, ma non è possibile trovare siringhe, aghi infetti, sporcizia in giro per una città palladiana come Vicenza. Sindaco Corso, degrado, veramente sicurezza sono temi molto importanti, non riguardano solo le grandi città, stanno ormai riguardando anche i paesi e qui è il problema che il responsabile della salute dei cittadini è sempre il sindaco. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare prevenzione. E come? Anche con i comitati di controllo, questi comitati che sono stati creati, controllo di vicinato. Cosa ne pensa Sindaco Corso? Beh, noi abbiamo avuto degli episodi di furti nelle abitazioni e anche in tutte le nostre frazioni, ma ci siamo dotati ultimamente anche di una rete di telecamere e di videosorveglianza che consente insomma una vigilanza anche da parte delle forze dell'ordine maggiore nel nostro territorio. Poi abbiamo ovviamente fenomeni di rifiuti sparsi che penso che sia una cosa purtroppo nel nostro territorio, nei territori così agricoli che sia frequente, però ecco anche qui abbiamo messo delle fototrappole e vediamo un po' se riusciamo anche a cercare di gestire e di evitare questi episodi. Abbiamo poi fenomeni di motocross che è vietato nel parco di Coliugani e lì il parco abbiamo sollecitato anche proprio al Presidente del Parco una gestione anche di questo fenomeno in modo da cercarlo di ridurlo se non altro, insomma, o comunque di contenerlo maggiormente perché è anche pericoloso e va comunque a rovinare i nostri sentieri e il nostro territorio. Ecco, poi per quanto riguarda droga, siringhe, ci sarà sicuramente anche a Baone perché non è un'isola felice, che è diciamo così un'isola che si distingue da altre situazioni, però devo anche dire insomma, che i fenomeni che ho assistito che nel video che è stato proiettato prima di Vicenza, ecco qui non li abbiamo, insomma, non abbiamo siringhe che troviamo nelle strade o vicino alle scuole, per fortuna, ma però su questi episodi tempo fa mi avevano segnalato che c'erano probabilmente
dei fenomeni di spaccio, ma comunque con i carabinieri abbiamo fatto vigilanza, insomma. Io credo che non siamo ai livelli di Vicenza, ecco, questo posso dirlo. Beh, quello è sicuro, giustamente, stiamo parlando di città grandi, sindaco, però prevenire è sempre meglio che curare, perciò io penso che bisogna tenere alte le antenne per rendere questi paesi sicuri e soprattutto non solo le città ma anche i paesi, perché mai dire mai dopo quello che vediamo e leggiamo sui giornali, basta un caso che poi il paese diventa e va in giro nazionale, ecco, capisce che è sempre meglio prevenire e bisogna coinvolgere tutti quanti perché il territorio è di tutti e anche la sicurezza. Allora andiamo a vedere la terza parte di Perle Verdi. Il gemellaggio tra i Bisi di Baone e l'associazione Pro Loco è iniziata nel 99. Anno dopo anno la festa dei Bisi si è arricchita ed è diventata una manifestazione di qualità e conosciuta oltre i confini comunali. Queste manifestazioni, e quella di Baone è una tra le più importanti, un'eccellenza del territorio padovano, serve proprio per far conoscere anche fuori dai confini del territorio che appartiene alla provincia di Padova le primizie e le eccellenze. Come presidente della Pro Loco devo ringraziare tutte le persone che in silenzio ma con entusiasmo collaborano per la buona riuscita della festa. Grazie anche agli amici bisicoltori che con amore e passione portano avanti questa tradizione contadina che ogni anno consente la realizzazione di questo bell'evento, la festa dei Bisi di Baone. Allora sentiamo come ci saluta il presidente della Pro Loco, con quale messaggio, presidente? Il messaggio di saluto è dalla piazza di Baone, una piazza diciamo, che riunisce tante aspettative diciamo, del nostro territorio, ma non solo le aspettative del nostro territorio, ma anche un punto di incontro della nostra gente. Punto di incontro anche della gente che viene da fuori, perché la gente trova il prodotto, assapora l'aria dei Colli Euganei, l'aria di Baone, l'aria delle relazioni umane. Quindi io ringrazio sempre il sindaco per l'apporto, per l'aiuto che ci dà nella realizzazione di questa manifestazione e il presidente dei Bisi e Bisi di Baone, Stefano Zambon, che ogni anno hanno a cura questa con le semine autunnali, perché si parte dall'autunno per fare la festa quest'anno, l'autunno dell'anno scorso. Quindi grazie all'associazione Bisi e Bisi e ai suoi coltivatori, ai suoi contadini, diciamo, lavoratori della terra. Grazie Luigi Bagno, presidente Pro Loco Baone, provincia di Padova. Bisi e Bisi, sentite che bello il nome. Sentiamo come ci saluta anche Stefano Zambon, presidente associazione Bisi e Bisi. Prego Zambon. Sì, porto, ripeto, i saluti di tutta l'associazione, ringrazio anch'io in primis la Pro Loco, perché se non ci fosse stata la Pro Loco che ci ha preso per braccio effettivamente e il comune di Baone, non saremmo arrivati a questo. È la sinergia tra questi enti che si fanno le cose grandi e importanti e ci siamo riusciti nel nostro piccolo a fare questo. L'augurio è che il futuro ci porti a continuare questa attività che la riteniamo importantissima e ripeto ancora l'augurio di avere tra noi produttori giovani imprenditori nuovi. Grazie ancora. Grazie, sentiamo come ci saluta il sindaco di Baone, Francesco Corso. Prego sindaco.
Sì, grazie intanto alla rete televisiva che ci dà questa opportunità di promuovere la festa di Bisi. Volevo anch'io associarmi ai ringraziamenti, insomma, perché siamo convinti che questa festa, se ha successo, il merito è sì della collaborazione tra enti e tra associazioni, ma anche di tantissimi cittadini, come è stato ripetuto prima, che si mettono a disposizione come volontariato per la buona riuscita di questa iniziativa. Io quindi ringrazio la Proloco di Baone, vicino a Bagno, ringrazio l'associazione Bisi Stefano Zambon e ringrazio anche tutti i cittadini che ci mettono l'anima perché questa festa abbia successo. Grazie ai miei ospiti in pubblicità. La vera storia di Paolo Piccoli. La vera storia di Paolo Piccoli racconta le difficoltà di una persona giovane alle prese con la malattia di Alzheimer precoce e le difficoltà del malato e della famiglia a rapportarsi con la società, con i percorsi di cura pensati soprattutto per persone anziane, in una patologia sempre più presente e con numeri in netto aumento. Mi presento questa mattina e sono orgogliosa e strafelice che sia qui vicino a Mirella Michela Morutto, moglie appunto di questo uomo meraviglioso che salutiamo. Ciao Paolo, ecco, salutiamo tutta la famiglia Piccoli e Morutto, perché c'è una guerriera questa mattina, una guerriera che continua a lottare per la sua famiglia, per i suoi figli, ma anche per altre donne. Saluto anche un'altra proprio gradito ospite che è il sindaco di Quinto, Ivano Durigon. Grazie sindaco anche a lei di essere qui con noi. Si parlava tra le righe prima di iniziare la trasmissione il rispetto che soprattutto dobbiamo avere uno dell'altro quando usciamo di casa, andiamo al lavoro, andiamo per la strada. Ecco, proprio questo, la rabbia fa poi mancare di rispetto alle persone che incontri, che magari non hanno nessuna colpa, però sono molto arrabbiate e qualcuno deve pure calmarle. Allora io inizierei proprio da Michela Morutto. Intanto grazie Michela di essere qui. Ho letto perché Michela ha portato questo volantino. Cosa sta succedendo Michela? Ecco, cosa vuoi dire questa mattina? Buongiorno a tutti, grazie a Mirella, grazie alla grande famiglia che rappresenti, che mi ha invitato. Sono sempre molto felice, sono veramente orgogliosa di essere riuscita a venire qui con voi di persona, che non è sempre semplice coniugare tutto quanto. E sono veramente felice di averti portato e portato a tutti, anche espando l'invito di questo monologo teatrale che portiamo, la prima che facciamo in Italia, diciamo, a Concordia Sagittaria nella giornata di giovedì 8 maggio, questo monologo teatrale che farà il nostro amico Tiziano Casole, che si definisce giullare senza radici, che ha scritto questo spettacolo proprio teatrale raccontando le vicissitudini di una persona giovane come Paolo alle prese con l'Alzheimer precoce, questi percorsi di cura pensati soprattutto per persone di una certa età. E Paolo ovviamente, ammalandosi a poco più di 40 anni, non aveva assolutamente una certa età, ma insomma si è scontrato con le difficoltà che ci possono essere a livello sociale, a livello economico e anche a livello medico, perché i percorsi di cura sono pensati per persone quindi di una certa età e quindi con famiglie giovani, con tutta una serie di difficoltà che poi ovviamente si ripercuotono non solo dal punto di vista personale, ma anche in una famiglia con bambini piccoli, con una moglie piccola, con questioni lavorative e tutt'altro. Quindi noi andiamo un attimino un po' a raccontare cosa succede effettivamente e vorremmo poi che questo spettacolo potesse anche espandersi in tutta Italia, diventare teatro sociale, non teatro da far grandi numeri, ma teatro che possa andare nelle piccole comunità, nei circoli, nelle scuole, perché devono sapere le difficoltà che hanno dei bambini come i nostri figli. Qui questa mattina c'è Andrea che ci ascolta, nelle difficoltà quotidiane che un bambino può avere, anche andare a scuola, essere un po' magari disorientato il giorno dopo, un po' anche arrabbiato, un po' non star bene.
E rapportarsi magari con un professore che non capisce che magari il giorno prima questo bambino ha visto il papà che non lo riconosceva, il giorno dopo non sta tanto bene, ma il professore magari pensa che è arrabbiato, che non sta attento, che non ha voglia di studiare. Che non ha voglia di studiare, invece qui c'è qualcosa dentro che non riesce ad esprimere. Questo sarebbe importante anche capire, perché a volte non è semplice per nessuno. Allora sentiamo anche il sindaco Durigon, ecco, si riallaccia a quello che avevamo detto prima di iniziare la trasmissione, questo rispetto per capire chi hai di fronte. Questi servizi sociali, me lo lasci dire sindaco, che vanno un po' rivisti, non che per carità non funzionino, però se questo è il funzionamento e quello che vediamo fa molto riflettere, nel senso, tanto bisognerebbe fare lavorare il sabato e la domenica, perché il venerdì si chiude, si rientra il lunedì. Vorrei capire perché sono aperti ospedali, sono aperti ristoranti, c'è tanta gente che lavora il sabato e domenica. Penso che il sociale, con i numeri che ha, ecco, possa anche lavorare il sabato e la domenica, anche perché sono retribuiti, tutti cercano lavoro, chi ce l'ha deve capire che fa delle scelte particolari e sono scelte che tu devi dare risposte, ma soprattutto è la volontà del sindaco. Io sono sempre dell'idea che tutto parte da lui, il rispetto del ruolo che ricopre. Prego sindaco. Allora, intanto buongiorno a tutti. Sì, il rispetto, come si dice spesso e volentieri, bisognerebbe insegnare anche ai nostri dipendenti che accolgono le persone in difficoltà ad avere rispetto anche della persona più umile, perché ne va in gioco la dignità della persona. E spesso e volentieri poi sono tutti problemi che si tramandano nel tempo, che comunque non si risolvono, quindi rispetto e cercare di dare delle risposte immediatamente. Scusi Michela, il microfono che l'hai perso, non so dove sia andato, adesso lo rimette. Prego, prego sindaco, Poi, grazie. Poi per quanto riguarda il sociale, io parlo del mio comune ovviamente, dove posso dire di avere un'isola felice, dove i servizi sociali lavorano bene e anche danno, assieme a tutte le associazioni, riescono a dare dei servizi che vanno al di là del normale. Quindi il servizio dell'assistenza alle persone, il centro del sollievo è uno, che abbiamo a Quinto, e che accoglie, grazie anche soprattutto alle associazioni di volontariato, perché queste danno una grossa mano, che accoglie delle persone che hanno bisogno e danno un sollievo proprio anche alla famiglia stessa della persona anziana, in questo caso qui, che ha questi problemi. Detto questo, poi sul sociale stiamo adesso vivendo un'epoca un po' storica con la riforma degli ATS. Lei ha capito cosa sono? Perché tutti i sindaci che ho avuto qua, c'è quei mani nei capelli che non hanno capito niente. Sindaco... No, beh, allora, per averlo capito sì, abbiamo capito. Noi dobbiamo, la legge ci impone praticamente di dare una certa veste giuridica a e dare dei servizi omogenei in tutto il territorio. E come fate? Attualmente qui nell'ATS Veneto 9 hanno deciso di fare un'azienda consortile non pubblica dove confluiranno tutti, diciamo così, sono gli assistenti sociali. Ci sono ovviamente delle legittime preoccupazioni in merito, perché... Lo dicono i sindaci, sì, ecco. Ma lo dico anch'io, nel senso che ovviamente qui si parla di servizi sociali, quindi persone fragili, che spesso e volentieri hanno come persona di figura di riferimento proprio l'assistente sociale. Quindi avere il dubbio che domani non ci sarà più, oppure che la persona che avrà di fronte cambierà nel tempo, questo mette in discussione tante cose. È ovvio che sta a noi riuscire a dare una forma diciamo, di lavoro che non vada a scompensare tutto quanto questo. Non è il sindaco Durigon, sa che io sono molto chiara e schietta, certo, che stanno creando un altro carrozzone perché non sanno più che pesci pigliare, visto i numeri che avete, e perciò creando un altro carrozzone, ancora più burocrazia, ecco, soldi che gireranno ma non si sa come, dove, quanti e a chi. Capisce che la gente che è a casa, che sta aspettando infatti servizi alle persone che non ci sono ancora adesso, perché io dalle telefonate, dalle mail che ricevo, dai messaggi sono molto preoccupata. Questi comuni che hanno tutti i banchi solidali, quasi tutti, perché veramente hanno capito l'importanza che bisogna dare ascolto a queste persone rispetto alla condizione, perché io dico sempre che non arrivano i barboni ai banchi alimentari, arrivano persone che lavorano e non ce la fanno più. Voi non avete idea, qui a Treviso c'è un signore che dorme in macchina da 3 anni, io lo vedo tutti i giorni, ecco, è un signore anche non diversamente giovane, ma direi più sui
sul giovane che sul diversamente giovane, perché non riesce ad avere una casa, a trovare una casa in affitto. Prima in trasmissione ho ricevuto un messaggio di un'altra persona che cerca una casa, appartamenti sfitti ce ne sono tantissimi, ma nessuno li vuole affittare, e se li affittano a cifre impossibili, perché con pensioni o stipendi di 700, 1000, 1200 euro, pensioni o stipendi, non si va da nessuna parte. Michela, cosa vuoi dire? Che sono situazioni veramente tragiche, effettivamente qua tutto aumenta ma non si riesce a far fronte. Io non vorrei parlare, ma devo parlarne anche del discorso delle rette delle RSA, che questa è un'altra problematica. Aumenta tutto ma non aumentano adeguatamente gli stipendi. Cioè, questa è un'altra grande problematica. Io adesso non volevo parlarne, mi volevo anche allacciare al discorso di assistenti sociali e quant'altro, voglio dire, il discorso di empatia, di mettersi nei panni delle altre persone, voglio dire, perché a parte lavorare i sabati e le domeniche, perché anch'io lavoro fino al venerdì, il sabato e la domenica, ho bisogno comunque di rapportarmi con le istituzioni che ovviamente sono sempre chiuse. C'è bisogno un attimino di capire come fare ad arrivare a fine mese dove tutto aumenta ma non aumenta di pari grado gli stipendi delle persone, e comunque sopperire anche alle mancanze, tipo nel mio caso, di un'altra entrata, perché alla fine sono io che devo comunque mantenermi 2 figli e non avere un marito, perché la pensione di mio marito non basta neanche per la retta della casa di riposo, e quindi cosa si fa? Allora Michela, 7 donne su 10 ancora costrette a scegliere tra famiglia e la carriera. Io direi anche tra la famiglia e la malattia che in quel momento purtroppo arriva all'interno della tua casa, che non avresti mai immaginato. Può succedere in un lampo, basta un incidente stradale che ti cambia il mondo. Avete visto cosa è successo in questi giorni, ecco qua poi ne parlerò anche col sindaco, soprattutto perché ancora qualche politico non ha le idee chiare su quelli che sono veramente i bisogni reali delle persone che veramente non ce la fanno con gli stipendi o con le pensioni che hanno, perché non permettono loro di arrivare ma neanche a fine mese, a metà mese. Tu avevi 2 bambini piccoli da sola, per fortuna tu hai sempre detto avevo i miei genitori, ecco, santi genitori, che se non ci fossero questi nonni meravigliosi, questi genitori, sicuro tante persone non ce l'avrebbero fatta, ma è un punto di domanda, tu devi avere una risposta certa anche in futuro. Cosa vuoi dire, Michela? Assolutamente sì, c'è bisogno comunque, uno non può pensare di dire io devo vivere e appoggiarmi al volontariato, come abbiamo detto, cioè se non ci fosse il volontariato, se non ci fosse la solidarietà delle persone, perché ripeto, non si può dire spero che mi arrivi qualche donazione e ringrazio Mirella per tutto quello che ha fatto Mirella e il suo staff, o per dire spero che ci sia qualche anima pia, perché i miei figli mangiano tutti i giorni, perché non si può avere qualcuno che ti controlla dall'A alla Z la tua vita, e voglio dire, perché mio marito comunque io ho diritto ad avere, non sono divorziata, non sono vedova, io sono sposata di una persona che purtroppo non è in grado in questo momento di provvedere ai propri figli. Quindi cosa facciamo? Vediamo anche le foto che ha mandato Michela, voi lo conoscete, Paolo, così a me piace, sai, vederlo, perché fa parte ormai della nostra famiglia, del nostro nucleo. Eccolo qua Paolo, questo giovane uomo, una forza era della natura, all'improvviso arriva questa malattia. Ma soprattutto, sindaco, saper accogliere, come dice lei, queste persone che bussano alla tua porta non avendolo mai voluto anche fare, perché una volta si stava bene, lavoravano tutti e due, qual è il problema, cosa sono i servizi sociali? Ecco, forse avvicinare di più anche questo sociale a una nuova realtà, una nuova povertà, sindaco. Qui stiamo parlando di una nuova povertà, che forse qualcuno non si rende conto di quanta ce n'è in giro e quanto bisogna parlarne. Prego, sindaco. No, come sindaco penso ce ne rendiamo conto, perché le persone che si rivolgono ai sindaci, che è la frontiera poi del paese, sono parecchie che ti chiedono di tutto e di più, quindi noi come sindaci ce ne rendiamo conto. Si parlava prima degli affitti, quindi famiglie anche con uno stipendio a tempo indeterminato che non riescono a trovare affitti, al di là del costo di questi affitti, ma proprio non c'è nessuno più che affitta le case. Lì bisogna intervenire in qualche altra maniera, mettendo magari delle garanzie statali su certe cose, perché altrimenti i proprietari di case che hanno avuto delle
brutte esperienze, perché bisogna dire anche quello, non hanno più la voglia di mettersi in gioco e di dare in affitto. Quindi qualcosa bisogna fare per arrivare a questo. Come sul discorso sociale, ovviamente, giustamente rispetto, accogliere le persone e riuscire a dare delle risposte, perché questo è quello che si deve fare. Non è sempre facile, perché poi si fa sempre il conto poi col conto economico della cosa, che purtroppo è brutto dirlo, ma c'è. Se noi guardiamo i costi del sociale che noi come comuni ogni anno paghiamo, sono in trend di crescita, io dico spaventosa, cioè nel senso che i rinnovi dei contratti, le assistenze vanno tutti a carico ovviamente del comune, che deve pagare, e spesso e volentieri magari rinunci a tante altre cose per dare seguito a questo. Si parlava poi di persone che non hanno casa, ce ne sono anche a Quinto persone che non hanno casa. Sentite? Cioè non è che dobbiamo fare tanta strada per trovarli. Quando qualcuno acquista un locale dismesso, non è difficile trovare dentro qualcuno che ci abitava, e anche senza utenze e senza niente. Quindi a queste persone va data una risposta. È vero il fatto che spesso e volentieri sono persone che sfuggono, o perché magari si vergognano a chiedere, oppure perché hanno scelto quella vita. Sembra impossibile, ma ci sono anche queste. Forse se non esate risposte, quindi manda sta minestra, salta sta finestra, a casa non trovo soldi, non ne ho, cosa noi faccio? Con i servizi sociali li rincorriamo, spesso e volentieri cerchiamo di essere presenti per dare anche delle soluzioni, perché tante volte sono persone che non sanno neanche quali sono i loro diritti o di cosa hanno possibilità di avere. Allora Michele, tu avevi anche detto serve una legge regionale per riconoscere i caregiver. Com'è la situazione? Ci siamo visti tempo fa, eri molto arrabbiata, è cambiato qualcosa? Cosa vuoi dire questa mattina per quanto riguarda i caregiver? Ma guarda, se ne continua a parlare ogni legislatura, vanno tutti avanti, adesso non sono informatissima, ma tutti dicono c'è un disegno di legge, faremo, brigheremo, mari e monti, si promette sempre, ovviamente poi sai sotto elezioni, in realtà poi, ripeto, non sono aggiornatissima perché ne ho troppe da seguire, ma mi pare che tutto tace, nel senso si raccolgono firme, si fanno comizi, ma poi in realtà tutti sti caregiver, se tutti i lavoratori a costo zero, senza contributi, ma che fare? Dobbiamo metterci. Io in realtà apro e chiudo, non sarei neanche più una caregiver perché mio marito si ricoverà, farà che ben no. E però corro, mi danno e qualsiasi cosa succede, molla tutto il lavoro, corri a destra e a manca, e quindi a che fare? Dobbiamo fare leggi e quant'altro. Ma secondo te, Michela, c'è qualcuno che sente ma non ascolta? Perché sentire una cosa, ascoltare è diverso. Sì. Perché voi siete stati chiari su quello che fate, su quello che avete bisogno, avete fatto anche delle proposte importanti. Come mai non si ascoltano le fragilità? Sono le fragilità che stanno pagando il prezzo più alto, non sono gli altri, perché sa, dire faremo con magari uno stipendio di 7-8 mila euro, sindaco, che hanno anche i consiglieri regionali, perché va anche detto, mica un problema. Noi ci diamo da fare, noi faremo, si fa il consigliere, ma non è che io vedo tanti risultati. Passiamo agli assessori regionali, tu ne sai qualcosa, l'hai sempre detto, molto difficile arrivarci, far capire, poi la risposta come lei ce ne sono tantissimi, certo. Noi dobbiamo fare quello che possiamo, a livello nazionale non ne parliamo, tanti temi, tanti incontri, poi alla fine viene premiato tuo figlio, per carità, con tutto il rispetto che posso avere per questo premio, ma magari un assegno sarebbe stato diverso, oltre al premio, visto questo alfiere che ha aiutato il papà che aveva 10 anni a cercare di non mandarlo in una struttura, a tenerlo a casa, ma la medaglia, noi per medaglie siamo bravissimi, guardate come l'Italia medaglie non ce n'è per nessuno, fiori, medaglie, però è la liquidità che manca, sindaco. Qualche assegno diverso dagli assegni tradizionali, tutti contestano questi assegni che poi aveva votato anche la Lega, questo reddito di cittadinanza col 5 Stelle era stato votato, e se funzionava quel governo sono convinta che avrebbe funzionato anche questo reddito di cittadinanza che c'è in tutti i paesi e nessuno vedo che l'abbia tolto, anche la Meloni l'ha rimesso in qualche maniera. Ecco, quanto importante è invece
invece capire che è fondamentale aiutare la persona in difficoltà. Però qual è il problema? Qua Sindaco. Il problema è che dovete gestirli voi questi soldi, dovete gestirli, dovete alzare la voce, perché voi sapete che l'Italia è il paese dei furbi, specialmente dall'Emilia Romagna in giù, perché abbiamo visto i numeri. Poi c'è stato qualche furbetto, poi è stato anche beccato, perché devo dire la verità, guardate che io le so le cose, state tranquilli che quei furbetti pochi, ma perché non l'hanno dato a voi i sindaci? Perché siete voi che sapete veramente chi nel territorio ha bisogno, come vive, chi lavora, cosa sa fare. Capite che vi sento troppo morbidi, troppo tiepidi, sindaco, mi scusi, quei problemi che avete, perché poi Michela giustamente la prima porta va dal sindaco, da chi deve andare, cioè non è che possa andare in centro. E il sindaco come fa a aiutare Michela con 2 piccoli, appunto questa malattia grave, questa RSA che costa una botta? Prego sindaco. Sì, no, in effetti il sindaco, l'amministrazione comunale è quella che generalmente sa come sono le situazioni, quindi ha un po' più il polso della situazione. Perché non ce l'è andata? Non saprei risponderle io questo. Quello che ci hanno dato è quello di, e che ci siamo, tutti i sindaci penso lo facciano, sono quelli di dare un'assistenza burocratica alla cosa. Però sulle decisioni oggettivamente, molto probabilmente non so, probabilmente portano voti o porta qualcosa, a poter dare qualcosa. Come diceva lei, una volta c'era il reddito di cittadinanza che probabilmente molti ne hanno approfittato, perché poi è vero bisogna dare qualcosa alle persone in difficoltà, ma la persona in difficoltà deve dare qualcos'altro in cambio, quindi si è trasformato quello di cittadinanza di inclusione e noi ogni volta, dico come amministrazione, che cerchiamo di dare qualcosa, cerchiamo di avere qualcos'altro in cambio, cioè almeno un impegno. Che era quello che era scritto, esatto, se partiva il reddito di cittadinanza. Esatto, e su questo noi vigiliamo, perché tante volte anche al di là di quello che viene dato a livello statale, noi come comune diamo dei contributi, però cerchiamo che la persona si impegni a fare qualcosa o a migliorare se stessa, quindi nella ricerca del lavoro gli troviamo la possibilità di lavorare, la possibilità di alloggio temporaneo, perché facciamo anche questo, quindi spendiamo soldi della comunità. Perché? Perché queste persone hanno bisogno e ogni persona che recuperiamo è un valore aggiunto per la società. Cos'è che la preoccupa di più, sindaco, in questo momento, visto i numeri che stiamo dando, che stiamo dicendo di queste persone che stanno aumentando, non stanno diminuendo? Io mi ricordo che tempo fa ho avuto il sindaco di Jesolo che ha aperto il banco alimentare, perché uno vede Jesolo come 5 stelle, grattacieli, attici, e poi aspetta che apro il banco alimentare perché le richieste sono tante, tanto per farvi capire come funziona. Prego, sindaco. No, la preoccupazione è, io dico da primo cittadino, di non riuscire a dare risposte con quello che ho, nel senso che avendo spesso e volentieri fondi limitati e destinati, dare risposta a tutti è difficile. Le preoccupazioni maggiori, i pensieri che ti rimangono sono le richieste che ti fa la gente, il fatto che tu magari non riesci a dare una risposta magari anche immediata, perché spesso e volentieri sono esigenze immediate che hanno le persone. Michela Morutto, tu hai bussato a tante porte, hai cercato di far capire il tuo problema, sono da sola, aiutatemi, 2 ragazzi che stanno crescendo, perché noi pensiamo sempre a Michela e al marito Paolo. Però pensate anche a questi 2 ragazzini che crescono, che sentono questo peso enorme, anche ad incontrare il loro papà, per loro è una gioia rivederlo. E quando Michela diceva devo portare i miei figli in una struttura adatta, non far vedere, ecco, che una situazione che non è quella che vorrebbero vedere loro, cosa ci fa mio papà, mi ricordo, con queste persone diversamente giovani. Esatto. Ecco, perché poi tu devi affrontare anche il dopo, parlare ai tuoi figli, spiegare la situazione. Hai 2 creature meravigliose che capiscono, perché sapete, quando questi bambini da piccoli toccano con mano il disagio e soprattutto questa fragilità, crescono molto in fretta, crescono più di quello che dovrebbero crescere, a mio avviso, però bisogna che qualcuno li segua, che è il genitore, che è la scuola. Ecco, tu cosa vuoi dire, Michela? Allora, a me spesso mi è stato detto non sei l'unica, perché poi quando non se ne salta fuori, se dice non sei l'unica, indubbiamente. Infatti quello che sto facendo io non è solo per Michela, non è solo per Paolo, è per il Paolo di ieri, di oggi e di domani.
quindi perché io credo di fare un servizio servizio, passatemi il termine, che non è solo per noi, non per niente credo che quello che faccio poi lo metto a disposizione anche delle altre persone, perché questo è quello che faceva Paolo, l'altruismo di Paolo, è quello che mi sento di poter fare, perché i consigli e le cose che faccio sono utili credo anche per le altre persone, quindi quando mi si dice non sei l'unica, ma io credo che trovarsi con un bambino di 1 anno per mano e uno di 4 e dover spiegare quello che succedeva al papà non credo che sia una cosa da tutti. E quando si dice ma sai il tuo caso insomma ha anche un peso sulle casse dell'amministrazione comunale, dico sì, grazie. O quando che certi assessori regionali dicono Dio ma tutti adesso questo è un peso che va sulle casse della regione, sulle casse dello Stato, ho detto vabbè, ma finché le persone comuni le vende le case per pagare le strutture ai propri familiari, il peso è solo delle famiglie, quando che tocca al governo, che tocca alla regione, allora non va più bene, va bene, questo lasciamo perdere. Io mi sento di dire che bisogna in qualche modo alzarsi le maniche, tirare avanti per carità e in qualche modo bisogna in ogni modo cercare di supportare, di accompagnare questi ragazzi, ma di prepararli, ma di preparare anche la società, perché io ho trovato veramente tanta ottusità, tanta chiusura, questo famoso stigma sociale che non accompagna solo le demenze in questo caso, ma accompagna tantissime altre malattie, e vorrei proprio anche questo spettacolo teatrale che facciamo proprio che arrivasse veramente in posti come le scuole, che spiegasse che non c'è solo la paura di quello che non si conosce, che si può anche imparare, ma imparare anche in famiglia, perché parole come si diceva una volta, come oh ma sei demente, oh ma sei mongolo. Per certe malattie non si usano determinati tipi di parole perché poi non sono canzonatorie, voglio dire, quindi bisognerebbe anche spiegare che anche le parole hanno un peso, ma voglio dire, ma non perché, ma io non mi offendo se uno dice oh ma sei demente, ma spiegare anche cosa vuol dire demenza, cosa vuol dire essere mongolo, oh ma sei down. E quanto dire, male può fare questa parola? Certo, perché i miei figli hanno sentito determinate parole, ma anche dette in modo brutto, papà è handicappato, ma anche spiegare cosa vuol dire, perché dicono, non lo fanno a volte i compagni perché non sanno neanche cosa vuol dire, ma spieghiamolo. Quindi anche con la scuola facciamo vedere questo monologo, spieghiamo cosa vuol dire in un ragazzino come te, dall'altra parte, cosa vuol dire essere famiglia e avere questa malattia. Perché aiutiamo anche il tuo compagno che può avere questo male in famiglia, perché domani può toccare a te. Puoi averlo anche tu questo caso. Abbiamo Tamara da Spresiano. Ciao Tamara. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, volevo chiederti 2 cose. Anzi, oggi volevo fare gli anni alla nonna Irma che fa 97 anni. Eila, complimenti nonna Irma da tutti noi, complimenti. E la seconda cosa volevo dire alla signora Michela che anch'io ho mio papà che ha l'Alzheimer e so cosa vuol dire, però io gli dico solo una cosa alla signora Michela, che si faccia coraggio e forza, come lo faccio io con mio papà, perché tutti sappiamo cosa vuol dire essere malati o avere una malattia grave come ce l'ha mio papà. Signora Michela, è una battaglia per lei, lo so, ma che per me, con forza e coraggio che ce la può fare, lo dico io come sto facendo io. Ciao Mirella. Ciao cara Tamara, Tamara è seguita, non preoccupatevi, ecco, è una creatura molto sensibile, fragile anche lei, perciò capite il sostegno che è fondamentale il sindaco a queste persone. Ogni volta sono costretta a chiamare i sindaci perché è là che poi risolvo il problema. Devo dire la verità che siete tutti presenti, non penso di non aver trovato nessun sindaco, uno devo averne trovato, ma poi mi sono rivolta a altri, ecco, per far capire l'importanza di vedere cosa sta succedendo, ecco, a queste donne, soprattutto a queste famiglie che veramente, se non c'è l'aiuto adeguato, possono diventare molto pericolosi queste strade, anche per questi ragazzini che si trovano da soli a casa tante ore, hanno un nemico dietro l'angolo, lo sa benissimo lei. Ecco, cos'è la sicurezza per lei, Sindaco Durigon? La sicurezza ha diverse sfaccettature. Partiamo da quella ambientale, dove ovviamente noi come amministrazione abbiamo cercato di implementare il corpo dei vigili per dare un po' più di certezza di controllo del territorio.
E passiamo poi anche a quella che dovrebbe esserci sul web, dove invece i nostri ragazzi, i nostri figli, lì non sono protetti sostanzialmente. E si parlava prima, come diceva signore, delle parole. Io ho cercato, ho una figlia anch'io, ho cercato tante volte di ascoltare le canzoni, i testi di queste canzoni dei rapper d'oggi, che sono pieni di violenza. E tante volte gli chiedi, ma sai cosa vuol dire quello che ti stanno dicendo, che tu magari canti ossessivamente per ripetendo le frasi? Cioè, bisogna partire anche da là. Noi da poco in comune abbiamo fatto un'esperienza con i patti digitali proprio per dare una mano ai genitori, metterli d'accordo tutti quanti su come trattare questi temi. Abbiamo fatto degli incontri anche col professor Pellai, che ha spiegato cosa si dovrebbe fare per tenere a riparo i nostri ragazzi da questo. Quindi fare una rete fra genitori dove molto banalmente tutti quanti noi genitori decidiamo di dare il telefonino solo quando hanno 13 anni, non prima. Magari. Cerchiamo, perché se facciamo forza fra tutti i genitori molto probabilmente non abbiamo più quel ricatto dal nostro figlio che dice ma il mio compagno ce l'ha, ma se siamo tutti quanti uniti non lo fa la legge, lo facciamo noi genitori. Il problema è, vede sindaco, che lo dico sempre, che io non devo essere fortunato ad avere quel sindaco, ad avere quella scuola, io devo essere fortunato ad avere quello che mi aspetta di diritto. E se io la famiglia non ce l'ho, qualcuno deve provvedere in altra maniera, sì, perché non è colpa mia. Ecco, io sono venuto al mondo, però ho con le spalle al muro. Allora, chi si deve occupare di questo? Perché come ha detto Michela, i servizi sociali sono quelli che sono. I sindaci hanno la coperta cortissima, più in là non arrivi. E cosa devono fare queste persone? Poi oltretutto questi messaggi che sono passati, il sindaco, che hanno messo i poveri contro i poveri, i fragili contro i fragili, perché è facile così. Mi tolgo di peso e faccio la guerra, ma con questa guerra magari riesco a prendere anche qualche voto, perché è così che funziona. Il problema è che capire dove andare a parare per aiutare queste persone. Per fortuna che, ripeto, c'è il mondo del volontariato, queste associazioni, il 5 per 1000, che ci permettono di dare degli aiuti concreti subito, no? Faremo, vedremo, fai la carta, prepara, fai la foto. Queste sono persone che vanno aiutate subito. Possibile che la politica non riesca a capire che oltre alla certezza della pena ci vuole anche la certezza di dare un aiuto a chi veramente ne ha bisogno? Perché se Michela viene da lei o va in regione e spiega il caso, come fai a dire a Michela non ho i soldi da arrangiarti? Poi troviamo 250.000 euro da dare a una dama? Per carità, con tutto il rispetto che ho per le dame e per le feste, però mi sembra che siano anche delle cifre che dovrebbero essere un po' regolamentate. Sindaco Durigon, perché a Michela, che mi ricordo quando ha sentito questa cifra, è sobbalzata dalla sedia e ha detto, per carità, con tutto il rispetto, con tutto il lavoro, ma c'è dama e dama, però anche lei è una dama, penso, sindaco. Sì, no, io spero, è una speranza la mia, no? Noi adesso dovremo definire i LEPS, i livelli essenziali di prestazioni, che una volta stabiliti ci siano le risorse per... Esatto. Perché sì, va bene, organizziamo, facciamo, stabiliamo quali sono i LEPS che lo Stato, la comunità deve dare alle persone bisognose, poi però ci devono essere le risorse per rispettare questo. La mia speranza è questa. Perché se no, come si fa? Michela, cosa vuoi dire? Queste cifre che delle volte voi quando le leggete, perché sono bilanci pubblici, non è che Mirella spari a zero, io leggo quello che è scritto, che è di dominio pubblico, perciò sono bilanci, siccome sono anche soldi nostri, perché sono soldi pubblici questi, vorremmo anche capire chi decide cosa e come. Michela, cosa hai sentito quando hai sentito queste cifre? Sono caduta dalla sedia e visto anche il peso ho fatto anche una mossa di terremoto, nel senso che dico, quando chiediamo qualcosa a noi non c'è mai e non bisogna pensare, bisogna vedere, si aiuta sempre gli altri stranamente, queste spese folli e non va bene. E non va bene perché le promesse, le pacche sulle spalle o fin l'ernia sul collo a furia di pacche sulle spalle, ma stringi, dove siamo? Dove stiamo andando a finire? Promesse tante, ma ci vuole anche qualcosa di più, cioè tanto fumo e poco arrosto. Cioè tuo marito cosa costa al mese, diciamo proprio a livello economico? Allora, mio marito, ci sono stati questi forti aumenti perché è stato aumentato il contratto degli infermieri
infermieri, degli OSS, le bollette, questo e quell'altro, ma tutti abbiamo avuto aumenti. Cioè, vuol dire, io una casa che mi hanno fatto i miei genitori, lo continuerò a dire all'infinito, però le spese sono tutte mie. Se non riesco neanche a prelevarmi l'assegno di mantenimento dei figli che ha stabilito il giudice e che qualcuno ha strabuzzato gli occhi e ha detto è la prima volta che un giudice tutelare stanzia un assegno per i figli, ma i miei figli sono minorenni, sarà anche la prima volta, ma questo passa, voglio dire, probabilmente non ci sono tanti uomini che si ammalano di demenza giovane, ma questo è, cioè mio marito siamo sui 2.300 euro al mese con il contributo regionale, la regione ha ridotto le impegnative di cura, questo passa, noi siamo a 6 euro in più di retta al mese che aumenterà dal 1° giugno e passeremo a 10 euro in più di retta al giorno, 10 euro in più. E quindi? Chi paga? Gesù. Io ho iniziato un attimino a guardarmi intorno come fare. C'è Giordano che continua a dire che le rette non bisogna pagarle, che c'è l'avvocato, c'è l'ISEE sociosanitario d'uso residenziale, che c'è l'ASL, voglio dire, però devi mettere l'avvocato e l'avvocato bisogna pagarlo. E quindi cosa fa la gente? Cioè io non riesco a capire veramente, sindaco, c'è l'avvocato come dice Michela, ma bisogna anche pagarlo sto avvocato, per non parlare poi di questi patrocinio gratuito che non riusciamo ancora a capire, perché le telefonate che mi arrivano non sono persone che sono soddisfatte, perché io non lo trovo mai, non mi dà risposte, no? Se vogliono farlo lo facciano bene, se no facciano altro, perché loro hanno bisogno di risposte, cioè non è che possono mangiare con la casa che hanno un pezzo di piastrella, un pezzo di stufa, cioè questa gente qua dove va a parare, sindaco? È un po' difficile dare una risposta. È difficile, sì, ma d'altra parte bisogna pur parlarne, sindaco. No, certo, ma io quello che le posso dire è che spesso e volentieri capita che quando come comune sei tenuto a pagare certe rette, ultimamente ci sono molte famiglie che dicono noi non ce la facciamo e comunque poi è il comune che integra. Sembra e anche lì da quel punto di vista sì, va bene, cominciamo ad avere, cioè, nel senso che noi non ci tiriamo mai indietro su queste cose perché sono cittadini nostri, quindi sono uno di noi, però anche lì bisognerebbe prevedere qualcos'altro, perché è troppo facile, sì, la famiglia non ce la fa, tanto c'è il comune, cominciano a essere tanti casi, magari perché poi si mettono in mezzo anche quelli che effettivamente ma non ne avrebbero bisogno, che magari hanno i soldi per pagare l'avvocato. Esatto. E che quindi fanno sparire i soldi, magari e te lo trovi l'anziano oppure l'amato lo trovi a carico tutto del comune. Ci sono anche quei casi. Come l'assegno di sostegno, se uno si fa male il medico di famiglia glielo deve dare, anche se questo supera la cifra che può pagarsi tranquillamente le cure, però come legge devo per forza scrivere, devo darglielo, l'hanno detto qua in diretta, perciò anche la politica qua dovrebbe anche rivedere, perché dare un assegno a un milionario capisce che non ci sto mica tanto, sindaco, perché capite che non può funzionare così, ma soprattutto, vede sindaco, capire perché se una persona tipo Michela o il ragazzo di Michela, il ragazzino di Michela il più grande, va in una comunità, diciamo così, voi siete obbligati a pagare la comunità. Sicuramente sì. E costa dai 100 ai 150 conforme comunità al giorno. Sì. Perfetto. Allora, Michele, invece di andare in comunità, visto la situazione che ha, cerca di stare a casa con i suoi figli, però l'assegno non viene dato, lo viene dato solo se entri in comunità. Cioè, sta roba è una menta. Siccome non sono tanti casi, come dice Michela, ci sono casi e casi, Michela non va in comunità ma ha i stessi problemi, forse anche più gravi di quello che è in comunità, perché magari ha fatto qualcosa di strano o una famiglia strana. Cioè, Michela non dovrebbe rientrare su queste emergenze, diciamo, perché non sono tante, cioè non è che avete 100 mogli con un marito che ha l'Alzheimer a 35 anni. Cioè, no, ma per quanto riguarda i minori, adesso lo dico a lei, ma non voglio dirlo a lei, ma io la butto lì, cioè nel senso che diamo dei soldi alle famiglie per gli affidi, consideriamolo una cosa analoga. Esatto. Perché spesso e volentieri prima di mandare in comunità i minori si cercano degli affidi a delle famiglie a cui viene corrisposto un mensile che sicuramente costa molto meno della comunità e molto probabilmente hanno una famiglia che è più attenta ai bisogni dei ragazzi, quindi si potrebbe considerarlo tale, direi io. Dopo
non so se è possibile o fattibile. Ma lei l'ha capito, io l'ho capito, c'è qualcuno che non capisce, perché Michela continua a bussare, ma questo... Bisogna cambiare le leggi, molto probabilmente c'è una legge che va cambiata. Probabilmente pensano che mio papà e mia mamma sono a fondo continuo. Hai un capito pozzo a perché fondo qual è il continuo. problema che ha certo. Michela? Ma io sto bussando. Tu continui a certo. bussare, non mollare, perché come hai detto tu non è solo per Michela, ma è per le persone che io rappresento. Qui ho visto anche un libro. Cosa hai portato, Michela? Mi ha portato un sacco di cose che adesso spiegherà. Allora, il libro? Il libro che abbiamo scritto ancora da qualche anno, poco prima che Paolo entrasse in struttura, perché Paolo aveva chiesto di entrare in struttura perché avendo seguito purtroppo il papà con una malattia similare, lui sapeva come andava a finire e quindi poi ci saranno anche ulteriori novità andando avanti, anche là non arriverà niente in tasca a noi, ma non importa perché si fa tutto per la gloria degli altri. Quindi, e poi ho portato una saponetta di Airals, questa è la bomboniera della cresima di Mattia, che anche questo spettacolo che facciamo sarà un evento gratuito, eventuali offerte andranno per la ricerca. C'è chi dovrebbe far pagare, c'è Pardo Skei fa gli eventi gratuiti, Esatto. chi che ha una montagna di Skei fa gli eventi fa pagare gli eventi. No, guarda sindaco, siamo un paese, siamo proprio il bel paese qua, veramente. Questo qui infatti abbiamo fatto delle piccole donazioni con le saponette di Airals, che fa donazioni, fa piccole borse di studio per gli ricercatori italiani, sperando vanno comunque all'estero, però questo lo abbiamo portato a Mirella. Grazie. E qui la cioccolata per... eccola qua, i dolcetti che ha portato, guardate. Questa la fa mia zia. Veramente, grazie, veramente. E questi sono i braccialetti che fanno le donne di Giulia Gomitolo a Concordia. Che hai continuato anche Sì, abbiamo questo continuato percorso. a fare, quindi ho portato un poco per i tuoi ragazzi. Facciamoli vedere, perché sono proprio belli. Facciamo per vedere i questi tuoi braccialetti. ragazzi. E dentro c'è una poesia che ha scritto ancora Mattia quando il papà era chiuso al Covid, dietro un vetro, quando vedevamo Paolo dietro un vetro. Poi leggeremo. Poi Bellissima. leggeremo, i braccialetti sono Eccolo viola qua. come Non ti scordar di me, che è il colore dell'Alzheimer. E qui davanti abbiamo messo Nel tuo sguardo mi perdo, nel mio tu aggrappati, quindi un nostro motto, perché mi perdo nel tuo sguardo perché non ho più appigli, però tu aggrappati al mio in modo che... Capite che questa donna, oltre a lavorare, a fare la mamma, a cercare anche di supportare questo marito, e lei lo va a trovare, lei è presente, riesce a fare anche queste cose per aiutare la comunità. Abbiamo Angelo da Verona. Ciao Angelo. Salve, buongiorno. Sono un po' emozionato mi scusatemi, il dottore dice che ha una sindrome, la DHD, non lo so cosa sia, vabbè. Comunque mi dica, io ho chiamato perché guardi, trasmissione, ho scritto anche del Dedio anche tempo fa. Mi scusa, vai tranquillo Angelo, vai tranquillo. Trasmissioni che servono solo per scatenare odio, rabbia e nessuno parla delle cose che servono. Allora, intanto guardi, io ho avuto occasione di a scuola di dover leggere la Bibbia come libro di testa di un missionario, e quando l'ho letta ho trovato un libro strano, però durante la vita mi sono successi dei fatti che quel libro là gli devo dare ragione. È un libro, lasciando stare Dio che è fantastico, il paradiso, tutte quelle cose lì. Un libro scritto da persone, penso che io considero Dio come una persona che ha scritto la sua vita e che avverte di dover fare certe cose. Quello che manca qua in Italia, che tutti quanti ci stanno dimenticando, è la cultura. Dio è la coscienza. Se uno ha coscienza fa le cose col buon senso. Lo so, anch'io ho desiderio di qualcosa, di questo, però devo rinunciare. Quindi ho fatto una vita rinunciando alle cose che non servono e che mi portano verso una strada che non va bene. Quindi a volte è difficile. Una persona diventa dura quando deve rinunciare ai desideri. Noi abbiamo due cervelli. La DHD è il bipolarismo, il borderline, tutte quelle cose sono stupidaggini. Siamo tutti bipolari.
quando abbiamo un cervello che è istintivo, che io sto lavorando e penso ai fatti miei, e ho quell'altro cervello che è ragionevole. Quindi siamo tutti bipolari. Quando uno deve rinunciare all'istinto, lo deve bloccare, quello vive costantemente gestendo le sue emozioni. Quindi qui manca la cultura. Io vorrei dire, stiamo sbagliando tutto. Se, conoscendo un italiano che è andato a abitare nelle Filippine, gli ho chiesto perché è andato lì. Ha detto, io cercavo un po' di serenità, un po' di pace. E l'hai trovata? Sì. Allora, perché giudichi il popolo filippino un idiota, tutte persone idiote, quando che quel popolo lì ti ha dato la serenità? Se un marocchino viene qua in Italia è perché nel suo paese non si vive bene e ha cercato un paese dove si vive un po' meglio e vuole creare il Marocco anche qua. Io non capisco, a me mi piacciono le culture, quando sono stanco e voglio qualcosa di nuovo vado su un altro paese. Sono andato nelle Filippine dal 2017 che la gente mi chiama per aggiustare i trattori, perché io ho sempre lavorato nel settore agricolo, e aiuto una famiglia là, sono andato a vedere che aiuto, pensavo che fosse uno stronzo per potermi toglierlo dalla mente. L'ho cercato di aiutarlo per dargli una casa nel paese di Calawan, dove c'è Don Bosco, un istituto di Don Bosco, un'agenzia gestita mi sembra da Don Bosco, e si trova le case offerte dallo Stato e vuole la gente da 30.000 a 100.000 euro, 100.000 pesos, e gli dà e sorpassa lo Stato. Ho telefonato a Torino per avvertire di questo fatto, volevano che gli dissi il nome della famiglia, ma nemmeno per sogno ti do, io mi difendo qua in Italia bene o male, là non si possono difendere, ha capito? A Palù, io abitavo a Palù, gli hanno dato i soldi per costruire la scuola nuova, c'è un palazzone enorme e adesso lo vogliono distruggere. Ma cosa si fa? Abbiamo dato i soldi per fare una scuola nuova e distruggere la scuola vecchia. Ha capito? Qua manca la cultura. Quando un sindaco, lo so che è difficile andare avanti, lo so, la gente dovrebbe sapere che un sindaco chiede i soldi per fare qualcosa, arrivano i soldi quando lui ormai è stato destituito e la figura la fa il sindaco nuovo e i soldi l'ha chiesto il sindaco vecchio. I sindaci devono parlare con le persone. Adesso quella scuola lì a Palù che vogliono distruggere, perché non fanno una specie di ricovero, di casa di riposo dove mettere gli anziani del paese, quei volontari che si aiutano a vicenda, e creare un dottore che magari è in pensione e va a vedere, capito, il buon senso, la cultura. Grazie Angelo, devo correre perché sono in chiusura, sei stato molto chiaro. Ecco, delle critiche ma anche costruttive, dopo si possono fare, non si possono fare, ma questi cittadini che hanno anche voglia di parlare, si potrebbe anche fare, vediamo assieme, cosa dici, uniamoci tra sindaci, quello che avete fatto, ma alla fine vi vedo molto in difficoltà, cioè i problemi fate fatica a risolvere, per fortuna sono arrivati questi soldi del PNRR che tanti condannano, intanto sono arrivati, tutti se li sono presi, non hanno detto ma i dell'Europa non li vogliamo perché no benedetti soldi, cioè intanto li prendiamo, poi critichiamo. Prego sindaco. Sì, no, i soldi PNR sono arrivati, diciamo, da noi ben pochi, perché vabbè, però sono arrivati a qualcosa è arrivato. Piuttosto di niente, meglio qualcosa. Sì, esatto, 0, ma va bene, cioè nel senso, ecco, esatto. Non è, sicuramente sono serviti a qualcosa, no? Nella mia speranza è che siano serviti per opere che servono. Esatto. O magari per opere che ci permettono di ridurre i costi in futuro, perché questo è importante. Noi dobbiamo cercare nelle nostre strutture, parlo da amministratore, di ridurre i costi in futuro, quindi fare delle opere che ci permettano di avere dei soldi, che nel futuro avremo dei soldi da destinare a qualcos'altro, non alle spese correnti, insomma. Questo è un po' il mio augurio, che servono, perché se sono serviti per fare cose di cui magari non avevamo la stretta necessità, probabilmente sono soldi in parte sprecati. Vede, caro sindaco, come ha detto Angelo, il problema è che il politico passa
e noi ci ritroviamo con queste cose che non servivano e che dobbiamo pagarle. Ha capito, Sindaco? È vero il fatto che il politico se ne va, fortunatamente dico anche a me qualche volta, per fortuna non fa di aria nuova, non fa di sicuro mai, perché sì, noi siamo qualcuno ha detto in Baucai, sa che i veneti si infia in Baucai, forse è meglio che si sveglia qualche Sindaco, perché così non si può andare. I fondi del PNRR erano stati destinati per il terzo settore, Sindaco, e poi sono stati deviati, è arrivato pochissimo al terzo settore perché hanno preso altre strade che non volevamo noi, perché i servizi erano altri che il cittadino voleva. Abbiamo Antonio da Padova, poi sentiamo, vai Antonio. Antonio? Sì, pronto, buongiorno Mirella, buongiorno anche agli ospiti. Io non lo so voi, ma a me mi sembra che si va sempre peggio. La macchina la uso per andare a lavorare e allora una volta quando avevamo la lira la macchina, il bollo costava sulle 40-50 mila lire, praticamente 25 euro adesso, come fosse. Adesso mi arriva la bolletta da pagare la macchina, c'è 260 euro per la macchina di bollo e più c'ho 40 euro perché per le penali perché non ho pagato il bollo. Ma dico, ma dove siamo arrivati? Mi tocca pagare come 500.000 lire delle vecchie lire per il bollo della macchina, che la macchina la uso e non la uso qui e là. E poi mi vengono a dire ma i nostri soldi, che fine fanno i nostri soldi? E poi un'altra cosa, io faccio delle spese, mi viene messo in conto 300 chili di ossido di carbonio che io ho prodotto per le mie attività. Ma scusa, sai, ma io vorrei andare a vedere cosa è successo a Cortina, dove c'era una foresta. Adesso Mirella, Cortina, dove c'era la foresta, è un cantiere aperto, scavatori, cementificazioni, strade, autostrade. Ma là c'era una foresta. Per fare che cosa? Per fare il bob. Il bob. Cioè, 20 persone in Italia che fanno bob e tu, governo, permetti che venga devastata una foresta, che la foresta serve per mangiare la CO2 che io produco, quindi tu ammazzi le foreste e poi a me mi dici che io ho fatto una scoreggia e ho provocato un po' di CO2. Ma questo qui è una roba da pazzi. Ma io è perché sono scemo, perché sto pensando a queste robe qua, perché dovrei pensare, non so, al calcio, sai Mirella, a fare l'abbonamento al calcio, tutte le domeniche andare a vedere le partite, che bello che è. No, vai a Sagre Antonio, sei stato molto chiaro Antonio, Sindaco. Ecco, si parlava prima dell'arrabbiatura che lei quando esce la mattina trova tutte le mattine di queste persone che non sono cattive, sono molto arrabbiate perché non hanno quello che vorrebbero avere, questa è la verità. Prego Sindaco. Sì, no, c'è anche io farei anche un discorso sull'informazione che si danno tante volte, perché tante notizie che passano anche sono tante volte destituite di ogni fondamento, quindi anche lì se noi andiamo a dare le analisi, l'Italia, il grado di forestazione sta aumentando da 10 anni a sta parte, quindi c'è un po' tutto su questo da dire. Detto questo, rimane il fatto che la gente comunque è arrabbiata, cioè nel senso, questo rimane. Io credo che un po' di concordia, che non è il paese, ma anche tante volte anche un po' di sano ottimismo ci vorrebbe, perché altrimenti non si raggiungono i risultati che si vogliono. Ho capito io Sindaco, ma sano ottimismo con i pochi soldi che ti ritrovi in tasca, come dice anche Antonio, che ti vedi queste bollette e non riesci a spiegarteli, questi numeri che arrivano, cioè, Sindaco, diciamo che c'è una grande speculazione che va bene a qualcuno ma va male per noi, perché questa è speculazione, non può essere che noi paghiamo queste cose in maniera incredibile, cioè in Europa non funziona
funziona così, è solo in Italia che funziona così, sindaco. Allora dobbiamo anche capire chi è che ha governato male, perché io dico sempre che è facile passare il cerino all'ultimo governo, ma cioè, il malessere è iniziato nel 2008, non è che si è iniziato l'altro giorno del cambio lira-euro, là è cominciato veramente il grande problema dell'Italia, dalla quarta potenza mondiale, guardate dove siamo arrivati adesso, c'è un problema veramente che riguarda un po' tutti, perché finché si fa l'opposizione si va bene, ma dopo quando devi governare è un'altra cosa, perché bisogna tirare bene questi fili, però i cittadini vogliono far capire che sì, c'è la guerra e c'è l'armamento, però ci siamo anche noi che dobbiamo armarci con altre cose. Michela? Sono d'accordo perché veramente stiamo scendendo non di livello, stiamo proprio sottoterra e la gente non ce la fa più, non ne può più, è inutile dire, cioè si guarda sempre il giardino del vicino che è sempre più verde, però effettivamente non se ne salta fuori, c'è questo grado di insoddisfazione, effettivamente è difficile trovare il bello, si tira avanti, però c'è sta disarmonia di fondo che non ci fa più vivere bene, insomma, non dici sti venti di guerra, ma insoddisfazione di fondo che si fatica ad andare avanti, insomma. Non si sa dove andare a parare. Cosa dice? Ma io dico che io rimango fedele a quello che quando ho cominciato il mio impegno politico che Che partito fa parte, sindaco Mari? Qualcuno non la conosce? Lega Nord, sempre, o Liga Veneta. Spieghiamo anche per correttezza. Liga Veneta direi io perché per... No, guarda che ci sono lighe adesso, sindaco, sta attenti su quale, dove va a parare anche la Lega, perché qua Lega, Salvini, Liga Veneta. Lei da che parte sta? Io sto da parte dei cittadini, come sempre. Forte sto sindaco, passato il cerino. No, ma nel senso che io rimango fedele alle idee che mi hanno portato all'impegno politico, che il potere deve essere sempre più vicino ai cittadini. E quindi la devoluzione, il fatto che i sindaci abbiano più potere di spesa per rispondere ai cittadini è fondamentale. Se tante cose vengono decise in ambienti molto più alti, è ovvio che sono incontrollabili da parte del cittadino. E lo dico perché comunque dai sindaci la gente ci va, quindi li vedi, li puoi trovare tutti i giorni o in municipio o anche a casa, perché la gente viene anche a casa mia tante volte. Quindi questa è la realtà dei fatti. Quindi se noi cercheremo un futuro di capire che un sano federalismo è fondamentale per questo, probabilmente sarà la volta buona. Allora andiamo a vedere anche questo degrado a Quinto di Treviso, vediamo cosa ne dice il sindaco Durigon. Si raccolgono quotidianamente rifiuti, vetri rotti, sia dati da chi ci bivacca sotto, perché sono delle pensiline, vanno a bivaccare anche di notte, sia dal fatto che vicino sono dei locali pubblici e quindi a tarda serata escono persone magari anche ubriache che fanno le loro cose lì. Vetri rotti, pensiline sfondate, bottiglie e rifiuti gettati a terra. È lo scenario che ogni mattina al comune di Quinto di Treviso si ritrova davanti. Gli addetti passano a pulire, ma l'indomani è sempre tutto tale quale al giorno precedente. Sbandati per lo più, ma sicuramente a lasciare in quello stato spazi pubblici ci sono anche i ragazzi. Si tratta sia di magari qualche sbandato, ma anche di tanti minorenni che magari non hanno null'altro da fare. E quindi lasciano per terra di tutto? Lasciamo portare di tutto, noi non dico quotidianamente passiamo, ripuliamo, ma serve a ben poco, quindi oltre ai danni che fanno, cartelli stradali abbattuti e tante altre cose che vi immagino che comunque è un danno per la collettività. Il territorio comunale ormai da tempo è bersagliato dai ladri e solo di pochi giorni fa la rapina al supermercato Ins. Le rapine di notte, che anche lì con la gente in casa, anche lì è un bel salto di qualità, ma in pieno giorno rapinare anche con armate di coltello, portare via 500 euro, cioè veramente siamo in preda a gente che ha pochi scrupoli. Un clima poco rassicurante a cui si sta cercando di rimediare con la presenza fissa in paese di una pattuglia della polizia locale. Dovremmo sicuramente prendere dei contatti con le forze dell'ordine, capire un attimo come organizzarci. Da parte nostra adesso stiamo arrivando ad avere il quarto vigile, quindi riusciamo ad avere dei turni anche di sorveglianza maggiori del territorio dalle 7 mattina alle 7 di sera. Penso che fra un mese o due saranno attivi.
Allora, Sindaco Durigon, come commenta, ecco, bisogna stare con le antenne alte, non è così pericoloso, però con le antenne alte sì, e voi soprattutto con i numeri che avete tra polizia locale e anche le forze dell'ordine fate fatica ormai perché siamo tanti paesi, siamo le città, il capoluogo, i paesi. Prego, Sindaco. Sì, come dicevo nel servizio da parte nostra abbiamo cercato di implementare la polizia locale. È che questo non basta, cioè, prima si parlava di cultura, anche lì bisogna intervenire, cioè, nel senso che questi ragazzi che di sera vanno in giro a creare confusione, a spaccare, a tirare le bottiglie di vetro contro i monumenti, cioè, è un segnale che forse abbiamo sbagliato qualcosa, questo è il problema. È un segnale. È un segnale che qualcosa non funziona. Una volta ci si ritrovava lo stesso di sera, però lontanamente si pensava di fare una cosa del genere, si scherzava, si giocava, si ascoltava musica. Adesso molto probabilmente fare l'atto eclatante, perché poi lo riprendo sui social, perché poi si riprendono anche sui social queste cose qua, no? Sembra sia diventato un must. Dice vabbè, ma come... Boh. Vabbè, abbiamo sentito anche il Sindaco Durigon, che ringrazio veramente di essere stato con noi, perché è molto importante far capire anche le difficoltà che hanno questi sindaci. Allora io ringrazio Ivano Durigon che lascerà il posto a un bambino che leggerà questa poesia, e nell'attesa di mettere il microfono andiamo a Venezia, andiamo a vedere Stanze del vetro. Da Carlo Scarpa con la Fornace Venini fino a Fabio Poli o il pittore Dino Martens sono alcuni degli artisti che hanno accompagnato con grande successo le diverse esposizioni internazionali d'arte della Biennale di Venezia per un decennio, precisamente dal 1932 al 1942, e che ritroviamo oggi nella mostra allestita all'isola di San Giorgio a Venezia, che rimarrà aperta al pubblico fino al prossimo 23 novembre. Si tratta della continuazione della mostra già organizzata lo scorso anno. Il progetto si intitola Le Stanze del Vetro ed è portato avanti dalla Fondazione Giorgio Cini con Pentagram. La mostra, a cura di Marino Barovier, è a ingresso libero ed è aperta tutti i giorni eccesso il mercoledì dalle ore 10 alle 19. Quest'anno, in questa occasione, nel 1932, l'Ente Biennale insieme all'Istituto Veneto per il Lavoro hanno edificato una sede espositiva che si chiama Padiglione Venezia. Questo padiglione, progettato da Breno Del Giudice, era una cosa straordinaria, bellissima anche dal punto di vista architettonico, e poteva ospitare tutte le arti decorative di Venezia. Luciano Gambero, presidente del consorzio Promovetro di Murano, sottolinea la valenza di questa iniziativa. Il vetro non è più solo semplice artigianato locale, ma anche arte e design. Il vetro di Murano è sempre stato molto presente durante le biennali del passato. Ci auguriamo che questo possa avvenire anche in un prossimo futuro, perché ormai il vetro non è solo artigianato, ma è anche arte e design. Stanze del vetro, perché stiamo parlando di fragilità come il vetro, che possono cadere e rompersi in tanti piccoli pezzi. Allora io ringrazio Michela Morutto di essere stata con noi, ci saremo sempre accanto, qualsiasi cosa tu sai che hai bisogno, e sentiremo questa poesia Dietro un vetro. Prego. Dietro un vetro. C'era una volta un papà con gli occhi luccicanti di felicità, un sorriso ammagliante e una bontà d'animo gigante, che faceva di lui una persona pronta a soddisfare i bisogni altrui. Della sua famiglia era tanto innamorato, finché una brutta malattia lo ha separato. Questo male non ti permette di ricordare, ma non ti ha tolto la voglia di amare, perché tu ti aggrappi bramoso al sentimento, che non ti lascia solo in nessun momento. Ho cercato di aiutarti e supportarti e addirittura di salvarti, ma il morbo avanza inesorabile, tanto quanto un virus inarrestabile, che ha azzerato le nostre speranze, aggravando ancora di più le nostre circostanze. Ci siamo dovuti allontanare e dietro un vetro ricominciare.
E anche questo ci ha proibito di fare, perché il Covid ha continuato ad attaccare. Papà mio, resisti, ho bisogno che tu ancora mi assisti, che riprendiamo ad incontrarci e ad abbracciarci, mentre tu mi terrai stretto la mano e mi accompagnerai lontano, in un tempo tutto nostro, senza più nessun mostro. Ti voglio bene, papà. Grazie, grazie a queste meravigliose creature che hanno scritto questa bellissima poesia. Un grande abbraccio, vediamo la foto di Paolo, ecco di Paolo con la sua adorata moglie, dei suoi figli, vediamo le foto, che voglio salutare anche Paolo, voglio ricordarlo, voglio farveli ricordare, perché come dice Michela noi dobbiamo rispettare queste persone e non dare le etichette o mettere le etichette, dobbiamo chiamarli per nome e vivere assieme questo percorso di vita diverso da quelli che loro avevano sperato. Grazie Michela, grazie, grazie, pubblicità. Saluto altri 3 ospiti, abbiamo Fabiano Pigaiani, sindaco di Ficarolo in provincia di Rovigo, assieme al vice sindaco Paramatti Agostino e anche Silvia Pellegrini che è presidente della Proloco. Abbiamo le Proloco perché sono le anime dei paesi, quelli che tengono veramente vivi queste comunità. Saluto anche il professor Gaudenzio Meneghesso, direttore Dipartimento Ingegneria dell'Informazione. Grazie anche a lei professor Meneghesso, parleremo della Spagna, quello che è successo in Spagna, cosa sta succedendo all'improvviso, si blocca tutto. Grazie professore. Allora partirei proprio dal sindaco. Sindaco, com'è la situazione a Ficarolo? Perché qua i sindaci che ho non è che siano molto felici, per fortuna ci sono queste bellissime manifestazioni organizzate dalle Proloco e dalle associazioni di volontariato che fanno staccare la spina, che fanno uscire le persone di casa in allegria. Prego, sindaco Pigaiani. Sì, buongiorno, grazie Mirella dell'invito e dell'opportunità che ci date per così pubblicizzare e portare a conoscenza dei nostri appuntamenti che organizziamo in questo piccolo paese Ficarolo di 2300 abitanti. Ricordo che è il paese con il campanile più inclinato d'Italia. E quindi è un grande piacere essere con voi per portarvi a conoscenza del nostro appuntamento del 4 di maggio, Calici in Villa, un appuntamento voluto e organizzato da Proloco, e qui abbiamo la presidente Silvia Pellegrini in collaborazione con l'amministrazione comunale e nello specifico che ha seguito molto da vicino il nostro vice sindaco Paramatti Agostino, che ha contattato le cantine, le case vinicole insomma, che producono il vino non solo nostro ma anche su tutto il territorio nazionale. Altre regioni insomma porteranno i loro vini e le loro eccellenze in questo piccolo paese della provincia di Rovigo, in una villa stupenda, un parco stupendo che avvolge la nostra villa del 1600 e che è stata anche recentemente ristrutturata e che sicuramente in quella giornata diamo la possibilità anche della visita della nostra villa. Allora sindaco, da cosa deriva questo nome Ficarolo in provincia di Rovigo? Perché è giusto anche capire i nomi dei nostri paesi, le tradizioni, il perché. Allora, la leggenda così racconta che Ficarolo deriva dal nome di Fico. Perché? Perché su un castello che abbiamo avuto in passato sul nostro comune, che oggi non abbiamo più, è nato una pianta, in modo spontaneo è nata una pianta di fico e da lì appunto deriva il nome di Ficarolo. Molto importante, avete visto che preparati sono i sindaci, ne ho trovato solo 2 che non sono passati, hanno avuto il 5 perché appunto è importante capire anche perché ogni parola ha un significato. Cosa ne pensa
Professor Meneghesso, ecco, delle parole, del significato delle parole e soprattutto dopo quello che abbiamo visto in Spagna, veramente un'informazione che ci ha fatto rabbrividire cosa può succedere. Ecco, questa energia che all'improvviso esplode e non si vede più niente. Prego, professore. Grazie anche per avermi invitato a partecipare a questa trasmissione. Allora, direi che di energia, l'energia è un fattore centrale nella nostra vita quotidiana di tutti i giorni, anche perché siamo in un'epoca in cui il consumo di energia è in costante aumento e ci sono poi tutte le preoccupazioni ambientali che sono sempre più rilevanti, e quindi diciamo il motivo su cui dovremmo focalizzare la nostra attenzione è l'efficienza energetica, che è un tema di crescente importanza. Che cos'è l'efficienza energetica? È semplicemente fare in modo di ottimizzare l'uso dell'energia riducendo al minimo gli sprechi. In altre parole, l'obiettivo è quello di ottenere il massimo utilizzando il minimo dell'energia, che non vuol dire quindi sacrificare l'impiego dell'energia, ma piuttosto sfruttare le risorse che abbiamo in maniera più razionale e in maniera più intelligente. Quello che è successo in Spagna non lo sappiamo ancora, non è ancora stato definito chiaramente, stanno facendo delle supposizioni. Sembra ci sia stato uno stacco, diciamo, uno stacco di energia da quelli che sono le fonti al di fuori del confine spagnolo. Come noi italiani chiediamo e recuperiamo molta energia dal sistema produttivo energetico francese, se ci fosse per un qualunque motivo una disconnessione di questo flusso di energia dallo stato vicino, sicuramente avremo anche noi lo stesso problema. Quindi secondo me adesso lì non posso discutere su questo. Quello però che voglio dire è che l'efficienza energetica, ed è il motivo per cui penso mi avevate chiesto di intervenire, è fondamentale. Noi oggigiorno qualunque cosa noi facciamo in ambiente, diciamo, domestico ma anche industriale, utilizza energia. Pensiamo semplicemente al nostro cellulare, il nostro smartphone. Noi continuamente lo carichiamo 1 o 2 volte al giorno, quello che serve, e durante la fase di carica del cellulare e l'utilizzo e il funzionamento noi disperdiamo energia, e ne disperdiamo una quantità significativa, anche il 30 e il 40%, come pure nelle automobili elettriche. Quando noi carichiamo la batteria della macchina elettrica, la carichiamo e lì dissipiamo un po' di energia, quindi ne sperperiamo un po'. Quando la utilizziamo delle batterie la disperdiamo anche questa, e quando poi viene utilizzata per far girare il motore che fa funzionare le ruote ne disperdiamo ancora, e anche qui perdiamo dei 20-30% di energia. E questo sicuramente è una cosa che noi non possiamo più permetterci in un mondo in cui la quantità di energia che utilizziamo è sempre di più. E quindi bisogna parlare e ragionare su questa efficienza energetica o riduzione degli sprechi energetici, che può essere affrontato in molteplici aspetti. Professore, ma chi è che ci deve preparare per capire? Ecco, lei ha detto una cosa importantissima, ha fatto l'esempio del cellulare, una banalità ma che si fa tutti i giorni, continuamente. Chi è che dovrebbe informare di più anche su quello che è il prezioso di non spendere questa energia inutilmente? Prego, professore. Allora, ci sono 2 aspetti su cui bisognerebbe ragionare. Il primo è uno, diciamo, che non riguarda il cittadino, ma che riguarda noi istituzioni, noi come centri di ricerca, noi come produttori, diciamo, di dispositivi elettronici che alla fine utilizzano questa energia. Allora noi dovremmo cercare di fare in modo di produrre sistemi e dispositivi che sono più efficienti, che consumano meno energia. Io personalmente ho partecipato a innumerevoli progetti che hanno come obiettivo quello di sviluppare nuovi materiali, nuovi transistor, nuovi dispositivi che permettono di sfruttare al massimo questa energia, e anziché avere le perdite che parlavo prima del 20-30%, avere perdite inferiori all'1%. E qui la comunità scientifica sta lavorando tantissimo. Non so, qualcuno di noi ha sentito parlare di carburo di silicio, nitruro di gallio, forse nessuno, però ad esempio le lampadine a LED che molti di noi utilizzano nelle nostre case hanno come semiconduttore di base il nitruro di gallio, e i ricercatori che lo hanno sviluppato
utilizzato 20-30 anni fa, hanno preso il premio Nobel recentemente. Allora noi, sviluppando questi materiali e questi nuovi dispositivi, costruiamo sistemi e dispositivi come le lampadine a LED, ad esempio, che consumano meno energia, o come nelle macchine elettriche tutta la componente di conversione che consuma e utilizza e spreca meno energia. Questo è da un lato, diciamo, di chi sta sulle retrovie. Sull'utilizzatore è evidente che bisogna chiedere all'utilizzatore di essere più cauto. Ecco allora che ci spostiamo nell'ambito domestico. Cosa devo fare io per essere più efficace? Certo che devo utilizzare per esempio l'illuminazione utilizzando i dispositivi che consumano meno e quindi utilizzare le lampade LED. Devo utilizzare caldaie o sistemi di riscaldamento che siano più efficienti. Devo utilizzare sistemi di coibentazione della mia casa, quindi con le finestre, con il cappotto, con tutto quello che riguarda i vari sistemi, e quindi lì devo andare io a cercare di dissipare meno, ma questo è un aspetto che deve essere visto a 360 gradi e deve riguardare sia la grande industria che produce, che consuma molta energia, pensiamo all'industria metalmeccanica, quella della trasformazione dell'acciaio che fonde e che quindi ha grande bisogno di energia, ma dobbiamo arrivare anche noi stessi, a noi cittadini, che dobbiamo essere più consapevoli nell'utilizzo dei nostri dispositivi. Esempio lampante: quando carichiamo il nostro cellulare attacchiamo la presa del nostro alimentatore e carichiamo il cellulare. Lasciare quella presa collegata alla rete quando stacco il cellulare vuol dire una piccola perdita, ma una piccola perdita moltiplicata per milioni di cittadini, quella diventa nuovamente una grande perdita. Quindi ribadisco, tutti noi dobbiamo dare il nostro contributo, dal cittadino fino al grande produttore. Allora iniziamo a staccare, se qualcuno ha ancora attaccato la presa, come ha detto il professore, iniziamo a fare qualcosa anche noi. Staccate, se avete questa presa, come ha detto, per il cellulare ancora attaccata, anche se il cellulare non c'è, perché un passetto alla volta forse ce la faremo a capire come sta spiegando il professore. Sindaco, cosa dice, ecco, di questa informazione? È caduto, niente, è caduto. Allora se continuiamo, perché mi sembra interessante di più, professore, quello che sta dicendo, che è molto importante. Però io quello che vedo, che entro anche nei locali pubblici e non solo, e soprattutto anche in certi uffici, non è che ci sia tutta questa coscienza di metterla in attivo, di risparmiare. Mi sembra che lo dicano agli altri ma si fa poco, soprattutto anche perché magari si è superficiali, non si riesce bene a capire invece quello che sta spiegando lei. Ecco perché dovrebbero esserci anche, come dice, sì, nuovi sistemi, ma adesso finché non arrivano dobbiamo tutti quanti essere pronti a fare qualcosa. O sbaglio, professore? Ma è giustissimo questa cosa qui. Parlo anche nel mio ambiente. Io lavoro all'Università di Padova e faccio un esempio molto semplice. Abbiamo le aule didattiche, che sono aule molto grandi, che sono destinate ad accogliere anche 200 studenti. Benissimo, un sistema di climatizzazione intelligente è fondamentale in una situazione di questo tipo, perché se io taro, che ne so, l'aula quando dentro ci sono 200 studenti, immagino che ogni persona, come si sa benissimo, è una piccola stufetta. Se ho 200 studenti dentro, questi avranno un effetto di riscaldamento per 200 persone e ho bisogno quindi di raffrescare l'aula in una giornata calda di luglio in un certo modo. Ma se in quell'aula, per un motivo particolare, perché sto facendo un esame o sto facendo un corso meno popolato, anziché avere 200 studenti ne ho 10 e uso lo stesso potenza di raffrescamento, quell'aula lì diventa una ghiacciaia e dissipiamo e consumiamo un sacco di energia inutilmente. Quindi servono sistemi intelligenti, prima di tutto, che devono essere installati, di controllo, sistemi di illuminazione intelligenti, magari con sensore di presenza, che in un corridoio pubblico dove sono uffici eccetera, la luce ovviamente deve essere accesa per garantire sempre i movimenti correttamente, però nel momento in cui non c'è nessuno e il sensore di presenza mi dice non c'è nessuno, quella luce può essere spenta. Il sistema di riscaldamento deve essere controllato con dei termostati locali. Dobbiamo uscire dalla logica dei sistemi centralizzati che non riescono ad avere la sensazione di quello che c'è veramente in loco. Quindi veramente c'è un lavoro importantissimo da fare per la sostenibilità energetica, sia a livello di impianti che a livello di gestione, che a livello anche di attenzione, perché capita molto spesso
spesso in uffici, perché sono particolarmente riscaldati, che uno apre la finestra d'inverno perché fa troppo caldo. Questo non deve succedere mai, come pure d'estate c'è l'aria condizionata, fa troppo freddo, apro la finestra per far entrare un po' di caldo. Questi sono sprechi che non ci possiamo più permettere e dobbiamo farlo dalla casa, dal piccolo condominio all'ufficio pubblico, ai locali, in qualunque dominio, altrimenti non ne usciamo. Allora sentiamo che è ritornato il sindaco Pigaiani, non so se ha sentito quello che ha detto il professore, l'importanza anche di capire che non si deve sprecare ad esempio la presa del cellulare quando non usi più il cellulare, che rimane accesa, oppure negli uffici pubblici. Prego sindaco. Sì, per carità, al di là adesso del cellulare, però secondo me ci sono altre situazioni che dobbiamo attenzionare e capire come fare per risparmiare. Sì, è vero, ma in attesa che arrivano questi sistemi... Prego, sindaco. Sì, stavo dicendo che portando appunto il tema sugli ambienti pubblici, in questo caso specifico, non so, i comuni, i piccoli comuni, i grandi comuni, sicuramente devono avere la capacità di guardare avanti e, esempio, sostituire le vecchie lampadine, dei lampioni che ci sono in strada con lampadine a LED che sicuramente portano un risparmio energetico importantissimo e non solo, insomma, anche accorgimenti nella sostituzione degli impianti di riscaldamento, pompe di calore, insomma, che sono tutte quelle tecnologie che oggi stanno avanzando in modo molto più insistente. E nello stesso tempo ho sentito prima, poi è caduta la linea, il discorso delle batterie al silicio eccetera. Anche queste, in base agli ultimi studi, adesso non me ne voglia l'ingegnere, però insomma ormai il silicio è sorpassato perché sta avanzando l'introduzione del grafene, oppure altri pannelli fotovoltaici che anziché avere la cella piatta stanno sviluppando altre celle che sono celle sferoidali con una capacità di catturare la luce e il sole, insomma, in modo diverso ed essere molto più efficaci e efficienti per la produzione di energia elettrica. Sì, insomma, ci sono tanti tipi di innovazioni che stanno avanzando. Io non credo molto, perché secondo me, per carità, adesso l'automobile elettrica in questo ultimo periodo sta vivendo un momento di crisi, anche se comunque l'introduzione della macchina elettrica è stato un grande passo avanti nell'emissione in atmosfera, insomma una riduzione dell'anidride carbonica e via dicendo, polveri sottili e altre cose, però secondo il mio punto di vista siamo ancora molto impreparati, nel senso che sul nostro territorio comunale nazionale l'installazione di colonnine per la ricarica sono pochissime e nello stesso tempo abbiamo dei tempi di ricarica che sono molto lunghi rispetto a quello che è la vita normale quotidiana di tutti i giorni, che è una vita molto stressante e veloce, e quindi il fatto di perdere tempo per ricaricare la macchina potrebbe essere una nota negativa su tutto il sistema. Allora, prima di andare dalla Presidente della Proloco Silvia Pellegrini, vorrei un commento dal Professor Meneghesso su quello che è stato detto dal Sindaco. Prego. Professore, mi ha sentito? Allora, ci sono stati due o tre scollegamenti e non so sentire appieno tutto detto dal sindaco. Vuole commentare quello che è riuscito a sentire, un paio di cose sicuramente le automobili elettriche hanno una efficienza energetica o riescono a utilizzare l'energia con un'efficienza molto più alta. Parliamo del 70-80% la capacità di efficienza energetica di un'automobile elettrica rispetto al 30% di quella che ci sono. Certo che
Se io per caricare l'automobile utilizzo un'energia elettrica prodotta da centrali termiche, da carbone, eccetera, non ho risolto nessun problema. Quindi qui il problema delle energie rinnovabili, come accennava prima il sindaco, sistemi fotovoltaici piuttosto che eolici, eccetera, che devono essere messi in piedi a sostegno della rete nazionale, non a sostituzione, perché ricordiamo il fotovoltaico ha un'opzione che è legata alla presenza del sole, quindi di non quello eolico e così via. Quindi bisogna unire sia una produzione efficiente e sostenibile ed utilizzarla poi nel modo migliore. Certo che serve un'infrastruttura elettrica, è evidente che serve un'infrastruttura, ma bisognerebbe anche dotarsi più famiglie, più case, più possibile di impianti solari dove io carico l'automobile con l'energia prodotta dal mio pannello solare, non da energia di combustibile, gas o così via. Quindi secondo me questo è un aspetto estremamente importante che deve essere sicuramente affrontata. L'uso di energia nel futuro avremo un altro grandissimo problema che dobbiamo affrontare, che sono i data center, i centri di calcolo, immagazzinamento dei dati, quelli che poi vengono utilizzati dall'intelligenza artificiale. Guardate che oggigiorno ci sono stati dei rapporti veramente preoccupanti da quello che sono rapporti delle Nazioni Unite elettrici nazionali. Guardate che a livello mondiale è stata superiore alla totale energia consumata da un paese come la Francia. E questa energia sta aumentando, parliamo di centrali, quindi lì noi dobbiamo veramente lavorare per fare dei sistemi più intelligenti che consumano meno energia, dei sistemi che utilizzano l'energia in maniera efficace. Questi sistemi di intelligenza artificiale che consumano tantissima energia dobbiamo cercare di renderli più efficienti e soprattutto poi dobbiamo, ripeto, sviluppare sistemi innovativi. Anche noi nelle connessioni abbiamo bisogno di più energia, professore, perché mi collego bene con New York e non riesco a collegarmi col Montello. Ecco, le connessioni partono, oppure con l'ospedale. Ecco, un ospedale importante, non riesco a fare il collegamento perché hanno tutto acceso, la prova la sera si fa e il giorno dopo non funziona più. Capite, anche qua siamo molto indietro e siamo a banda larga. Abbiamo Leone da Tre Basile, che vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto gli ospiti. Allora si era detto di mettere molti pannelli fotovoltaici su edifici, ma non vedo tanto movimento. La maggior parte di nei comuni non hanno i pannelli fotovoltaici e non c'è nessuna intenzione di metterli. Ciao Mirella, grazie. Abbiamo sentito anche Leone, adesso andiamo da Silvia Pellegrini, Presidente Proloco. Queste Proloco che se non ci fossero dovremmo inventarle, soprattutto i giovani coinvolti. Presidente, com'è la situazione a Ficarolo? Ci sono questi giovani? Prego. Buongiorno Mirella, buongiorno. Innanzitutto ringrazio per questa diretta, ringrazio per il vostro invito. I giovani li abbiamo e veramente sono entusiasti, come anche la parte, quella diciamo più storica della Proloco. La mia Proloco, che conduco ormai dal 2010, nasce nel 1967 e quindi le posso dire che storicamente siamo una Proloco importante nonostante siamo un piccolo paese, ma di eventi ne sosteniamo veramente tanti, diciamo andando a braccetto con l'amministrazione, perché questo è molto importante, perché a livello giuridico, a livello burocratico le Proloco sono molto, non dico in difficoltà, però a volte non è così semplice, quindi ringrazio in primis l'amministrazione e anche tutta la mia parte Proloco, perché come volontari devo dire che di tempo ne dedicano tanto. Questo evento, io vado nel dettaglio perché ci tengo molto, questo evento Calici in Villa che vi aspettiamo a maggio, appunto domenica, è una seconda edizione. Diciamo mi è nata l'idea perché la Proloco cos'ha di promozione? La promozione del territorio. Quindi il mio territorio, il nostro territorio è un territorio piccolo ma ricco. Quindi come abbiamo il Po, che siamo proprio sul fiume Po, vediamo anche abbiamo le immagini del Po perché non abbiamo altre immagini di Ficarolo, ne abbiamo trovato solo queste. All'interno del parco di questa meravigliosa villa.
quindi la location viene assolutamente nell'arco dell'anno, perché anche lì verrà fatta la fiera, che poi ce l'abbiamo a luglio, e mi sgancio un attimo parlandovi del fico, che prima parlavate del nome, che qualche anno fa, siccome il 2 di settembre è la festa del nostro patrono principale della chiesa arcipretale della Piazza Marconi, mi venne l'idea di fare la festa del fico, in dialetto la festa dal figat figarol. Quindi quest'anno saremo alla 5ª edizione, ma questa è un'altra cosa, se ci inviterete ve la diremo, perché è l'unico street food in Italia a base di fico, e questo è il 2 settembre. Torniamo a Domenica Calici in Ville alla 2ª edizione. È stato un progetto ambizioso, però un progetto che è riuscito già benissimo dalla prima edizione. Stiamo lavorando da mesi, perché poi il nostro vice sindaco vi dirà che insieme a Proloco stiamo lavorando da mesi per questa edizione, e cercheremo di portarvi al meglio sia le cantine, sia la presentazione, sia l'accoglienza, perché è molto importante che le persone non solo del territorio ma anche da fuori, perché abbiamo visto la presenza l'anno scorso veramente da tantissimi punti della nostra regione e non solo, presentarsi all'entrata del nostro bellissimo parco, dove c'è l'accoglienza, dove con un'offerta noi vi daremo il calice, vi daremo la sacca, e voi a livello proprio in modo così percorrerete tutte le cantine, che sono 16, e non avete poi nessun altro costo Devo aggiuntivo. dare la parola al vice sindaco, se no non ce la faccio. Grazie Pellegrini e Paramati Agostino. Allora vice sindaco, siamo in chiusura, come vuole chiudere? Prego. Stai lì. Sì, volevo aggiungere qualcosa a quello che ha detto la Presidente della Proloco Silvia Pellegrini. Insomma, noi il 4 vi aspettiamo a Ficarolo, piccolo paese, con una rassegna di vino. Abbiamo anche la presenza di 4 produttori trevigiani, e complessivamente del Veneto sono 8, quindi la metà sono veneti. Domenica 4 maggio a Ficarolo, in uno splendido parco dove c'è una villa che fa parte del circuito delle ville venete, ma siccome noi siamo al confine tra 3 regioni e 3 province, l'architettura di questa villa non è veneta, ma è un'architettura ferrarese, e quindi per chi non è mai stato vicino al Po, nella zona nostra di confine, è un'occasione importante sia per vedere le bellezze di Ficarolo, ma anche per assaggiare del buon vino. Grazie a questi ospiti che abbiamo avuto, per far capire quanto belli siamo e quanto possiamo visitare. Uscite, andate a vedere questi paesi, guardate cosa fanno le Proloco. Allora professore, come ci saluta? Con quale messaggio vuole lasciarci? Ma ci salutiamo dicendo che quello che come obiettivo futuro è quello di sicuramente trovare il modo di ridurre al minimo gli sprechi energetici, di trovare sistemi sostenibili di produzione dell'energia. Poco fa molti comuni non hanno ancora installato, magari anche nei tetti in certe situazioni, senza andare a deturpare o utilizzare terreno utile per l'agricoltura, ma avere del solare installato sicuramente aiuterà un sistema elettrico che in futuro avrà sempre più bisogno di energia, e usarlo in maniera consapevole, come dicevamo prima. Grazie professore, vediamo se riusciamo a sentire Maurizio da Console, poi chiudiamo. Vai Maurizio. Ciao Mirella, velocemente, buongiorno ai tuoi ospiti, il sindaco e l'ingegnere. Vorrei fare velocemente una domanda all'ingegnere, se mi permettete. Allora ingegnere, visto che stiamo parlando di energia eolica e naturalmente energia green, no? Ecco, nessuno ha pensato di fare utilizzare il nucleare? Attendo la sua risposta velocemente. Grazie e buona giornata a tutti. Professore, non so se riesce, proviamo. Il nucleare è una questione estremamente importante e fortemente dibattuta, e bisogna stare molto attenti. È chiaro che il nucleare permette di realizzare molta energia concentrata in un piccolo sito, cioè per fare quello che fa una centrale nucleare mi servono campi di fotovoltaico, e poi il nucleare me lo dà in maniera continua, il fotovoltaico invece me lo dà solo quando c'è il sole. È un argomento estremamente delicato. Diciamo che anche il nucleare potrebbe essere utile per supportare il sistema, attualmente però noi siamo molto
Sì, l'abbiamo sentito anche da altri esperti. La centrale Alia ci vorranno 15 anni per arrivare alla produzione. Quindi Grazie professore, devo chiudere assolutamente. Grazie al professor Gaudenzio Meneghesso, direttore Dipartimento Ingegneria dell'Informazione Università di Padova. Grazie veramente a tutti gli altri ospiti. Andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Buongiorno a voi, oggi andiamo a presentarvi un filettino di maiale con la cipolla bruna. Useremo un filetto di maiale che andremo a tagliare a medaglioni di circa 3 cm di spessore, un po' di farina per infarinare, del sale, del prezzemolo, una cipolla che andremo a cuocere con un goccio di balsamico, il burro, un po' di olio per cuocere il tutto e un pizzico di sale e un bicchiere di vino bianco. Iniziamo la preparazione della ricetta andando a tagliare la cipolla, come diciamo noi in termine tecnico, a julienne, praticamente a striscioline. Striscioline non proprio fini, ma da circa mezzo centimetro. Poi prendiamo la nostra padellina, ci uniamo un po' di burro e un pochino di olio e portiamo ad appassire la cipolla piano piano in modo che si intenerisca ma non prenda colore. Nel frattempo che la cipolla inizia a appassire, prendiamo il nostro filettino di maiale e ricaviamo i nostri medaglioni che andremo ad infarinare e successivamente a cuocere. Li infariniamo leggermente e togliamo l'eccesso di farina alle nostre spalle. Sentiamo la cipolla che si sta appassendo. Ecco qui. Dicevo, prendiamo i nostri filettini, sempre una padellina con un po' di burro e un po' di olio, appoggiamo i nostri filettini all'interno e andiamo a rosolarli su un fuoco vivace. Controlliamo la cipolla e mentre tutte e due le padelle stanno lavorando, uniamo un pizzico di sale e un goccio di aceto balsamico e otterremo la cipolla bruna. Abbassiamo la temperatura della fiamma e la lasciamo appassire lentamente. Nel frattempo giriamo i nostri medaglioni di filettino di maiale e li facciamo rosolare anche dall'altra parte. Prendiamo il vino ed andiamo a bagnare i filettini. Saliamo e lasciamo ridurre la salsa aiutandoci eventualmente con un fiocco di burro. Abbiamo ridotto la nostra salsa e ora andiamo a comporre il piatto. Prendiamo i nostri medaglioni di filetto, li disponiamo al centro, prendiamo la nostra cipolla bruna che come potete vedere si è appassita e ha preso un bel colore bruno, la disponiamo sopra al filettino, ecco qui. Decoriamo con un ciuffo di prezzemolo tritato sul bordo e come ultimo tocco versiamo un po' di salsa che abbiamo tirato in precedenza. Dopodiché andiamo a tavola, buon appetito e ricordatevi che l'ottimismo è il profumo della buona tavola.